Buongiorno, ben ritrovati. Diretta che rispetto al solito inizia con 45 minuti d'anticipo perché tra circa quindi un quarto d'ora alle 11:30 andremo a Palazzo Balbi per seguire la conferenza stampa del presidente Zaia che presenterà il nuovo CTS di Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo che è la finanziaria della regione Veneto che da 40 anni affianca le aziende del territorio per supportarle concretamente dal punto di vista dello sviluppo, della crescita e mettendo anche a loro disposizione un articolato set di strumenti finanziari, creditizi agevolati e innovativi. Quindi insomma delle novità arriveranno anche da questo punto di vista ed è quanto mai fondamentale in questo momento proprio stare al fianco delle aziende in un momento di ripartenza dopo i mesi di stop forzato a causa della pandemia. Dunque a Palazzo Balbi la presentazione del presidente Zaia che ha annunciato ieri la presenza anche del presidente di AIFA, il professore Giorgio Palù, che risponderà ai tanti quesiti legati alle vaccinazioni, ai vaccini eterologhi. Sapete che da venerdì con parere del Comitato Tecnico Scientifico per chi ha effettuato la prima dose di AstraZeneca dai 60 anni in giù, quindi per gli under 60 il richiamo sarà fatto solo con Pfizer o Moderna e questo naturalmente ha richiesto una riorganizzazione delle campagne vaccinali. Ci sono regioni che si sono slegate da questa disposizione, in primis la Campania dicendo che non farà 2 dosi diverse di vaccino, anche se dal mondo scientifico arrivano rassicurazioni su un'efficacia dello stesso Palù che proprio ieri durante un'intervista ha dichiarato che i dati a disposizione dimostrano una maggiore efficacia di fronte a vaccinazioni eterologhe. Insomma capiremo che rassicurazioni arrivano proprio dal professor Palù. Presente ci sarà anche l'assessore Roberto Marcato e intanto vedo già collegata da Palazzo Balbi la nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio, insieme anche all'assessore regionale al turismo Federico Caner, perché insomma anche le aziende del turismo che in questa fase quanto mai stanno ripartendo avranno bisogno di questo affiancamento, degli aiuti della regione. Non so se Ilaria già mi sente per capire come ci si sta preparando. Allora proviamo ad andare a Palazzo Balbi, si stanno gli ultimi preparativi, l'assessore Caner è scappato, è stato richiamato, insomma si attende di capire in che modo Veneto Sviluppo con questo CTS sarà al fianco proprio delle aziende venete ancora di più di quanto accaduto negli anni scorsi per affiancarle in questa ripartenza. Vediamo se Ilaria è pronta da Palazzo Balbi. Ancora qualche minuto, capiremo. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui. Sandro, non mi sentono? Mi sentite? Ti sentiamo, Ilaria Marchiori che è collegata anche con Rete Veneta dal nostro gruppo Media Nord-Est e quindi noi Ilaria, noi da Antenna 3 ti sentiamo. Benissimo, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi il punto stampa del governatore Zaia non si terrà come di consueto nella sede della Protezione Civile a Marghera, ma ci troviamo proprio qui nella sede della Regione a Palazzo Balbi perché sarà presentato proprio il Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo che sappiamo essere la finanziaria della Regione che da oltre 40 anni si
occupa proprio delle aziende del territorio con l'obiettivo di supportarne la crescita e di sostenerla. La conferenza stampa inizierà a brevissimo, intorno alle 11:30, e insieme al presidente Luca Zaia ci sarà anche l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato e naturalmente il presidente di Veneto Sviluppo SPA Fabrizio Spagna, oltre ad alcuni componenti del nuovo CTS della finanziaria della Regione Veneto. Ma proprio in attesa dell'inizio di questa conferenza stampa, qui insieme a me abbiamo proprio l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buongiorno, benvenuto assessore. Allora, siamo qui in attesa di questo punto stampa per parlare di questo nuovo piano strategico per quanto riguarda Veneto Sviluppo, per presentare questo comitato tecnico. Eppure abbiamo delle novità anche per quanto riguarda proprio il settore del turismo, perché c'è un nuovo piano strategico che va a modificare in qualche modo o comunque a creare una situazione differente rispetto a quello del 2019, proprio perché in questo caso bisogna pensare al benessere, però alla salute e anche a tutto quello che ne consegue dopo la pandemia. Sì, certo, diciamo che siamo in un periodo di revisione di piani strategici nei vari settori, diciamo, concernenti la Regione, e per quanto riguarda il turismo noi veniamo dalla realizzazione 3 anni fa di un piano strategico molto particolare, che però per effetto anche della pandemia secondo noi deve essere quantomeno aggiornato. Diciamo che le linee e la vision della Regione Veneto rimane un po' quella, no? Quindi il tema della sostenibilità, della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica anche in ambito turistico, della creazione di nuovi prodotti turistici, oltre che della valorizzazione delle destinazioni attuali. Però il tema della pandemia ovviamente ha rimesso in discussione molte tematiche, molte questioni, quindi era importante da parte nostra far ripartire una sorta di restyling di questo piano strategico, in maniera da mantenere quella che è una visione che comunque è ancora valida, ma inserire anche nuove idee, nuove prospettive, e quindi abbiamo riunito gli operatori del territorio. Ovviamente l'abbiamo fatto con una modalità online, anche se avevamo i chairperson di ogni singola, diciamo, categoria. Noi abbiamo creato 6 tavoli ben specifici, perché ovviamente voi capite che il turismo è trasversale e quindi ogni tavolo si occupava di varie tematiche, non soltanto della recettività, ma penso per esempio, che ne so, ai trasporti, appunto alla digitalizzazione, alla formazione, insomma varie tematiche, e quindi su questo stiamo ragionando. Ecco assessore, noi ci siamo visti proprio la settimana scorsa a Jesolo, perché è stato presentato questo progetto Blue Zone, un progetto importantissimo che riguarda le spiagge del nostro territorio. Sì, questo è stato un progetto molto importante e innovativo, perché siamo passati dal concetto dell'area Covid free al concetto del batterio zero, cioè l'idea che è nata è questa, cioè il fatto di non comunicare più al turista una situazione di emergenza che stiamo superando, ma invece una nuova realtà che sarà il futuro, e che è l'igienizzazione a 360 gradi, cioè il batterio zero significa che comunque avere delle spiagge sanificate. Ecco che con questo progetto noi passiamo da quello che è il litorale, che era già il litorale più lungo, più sostenibile, più accessibile d'Italia, perché ricordo che 3-4 anni fa era partito anche un progetto sull'accessibilità dei disabili, per esempio delle persone che avevano delle difficoltà. Oggi, oltre a essere il più sostenibile, il più accessibile, è anche il più sanificato, anche perché siamo passati dal concetto della bandiera blu, cioè quella che viene riconosciuta, no, come mare pulito, al concetto della sanificazione, quindi non solo la bandiera blu ma anche la spiaggia sanificata. Tra l'altro noi siamo anche bandiera verde nelle nostre coste, significa anche l'attenzione nei confronti per esempio dei minori,
dei bambini che si recano al mare, in spiaggia. Quindi diciamo che è una sicurezza a 360 gradi che noi vogliamo portare avanti nella costa veneta, e se mi permette questo ragionamento vorremmo ampliarlo anche al resto della regione Veneto. Quindi siamo partiti con questo progetto sulla costa, ma in realtà può essere replicabile in montagna, al lago di Garda e nelle altre località venete. Ecco, questa infatti è proprio una peculiarità della nostra regione, la possibilità di poter trascorrere delle vacanze, che siano brevi, che siano più lunghe, e poter scegliere tra vari territori, ma anche quello che accontenta di più le nostre esigenze, perché abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi, ed è un punto proprio di forza del Veneto. Sì, è per questo che io intanto invito i veneti quest'anno a fare le vacanze in Veneto, ma non per campanilismo, ma perché anche la situazione attuale, insomma, a livello internazionale non è ancora consolidata in termini di sicurezza, anche se fortunatamente, insomma, stiamo andando verso alla fine di questa pandemia, quindi si torna anche a viaggiare ed è un bene, per carità. Però, insomma, dico, cerchiamo magari di riscoprire il nostro Veneto, dato che, come spesso dico, all'interno di questi pochi chilometri quadrati che abbiamo, noi abbiamo veramente tutto, cioè non esiste a livello mondiale una concentrazione di destinazioni, di prodotti turistici come c'è in Veneto. Questo non significa dire che noi abbiamo il mare più bello del mondo, sicuramente ci sono altre località che hanno il mare più bello, sicuramente ci sono altre località che hanno dei laghi splendidi, ma trovare all'interno di pochi chilometri quadrati, com'è il Veneto di fatto, perché non siamo immensi a livello chilometrico, tutte queste possibilità, cioè il mare, la spiaggia più lunga, dorata e, come vi dicevo prima, sostenibile, accessibile e sanificata, le montagne che sono, sì, forse questo possiamo dire, le più belle del mondo o tra le più belle del mondo, il lago di Garda che comunque è un lago enorme e sicuramente in Europa non ha eguali, le colline, 8 siti UNESCO, insomma, le delta del Po. Abbiamo anche le terme. Bravissima, stavo dicendo le terme, che non sono solo a Abano e Montegrotto, ma sono anche dalle altre parti. E, insomma, abbiamo una serie di destinazioni, di prodotti che non trova eguali nel mondo. Ecco, Assessore, alla luce proprio di quanto appena detto, di tutte le perle del nostro territorio, della nostra regione, com'è la situazione al momento a livello di prenotazioni, a livello di richieste, sia in Italia che con le richieste di chi vuole venire dall'estero? Perché sappiamo che ad esempio nel litorale sono molti i tedeschi e gli austriaci che vogliono fare le vacanze proprio qui. Sì, guardi, noi ad oggi non abbiamo dati statistici reali, perché ovviamente questi sono sempre fatti a consuntivo, però abbiamo le prenotazioni che stanno crescendo e salendo. Io ovviamente parlo con gli operatori e mi dicono che mentre giugno, diciamo, è ancora un po' ballerino, a parte che siamo già a metà giugno, ma insomma diciamo che c'è ancora, si è in attesa anche di questa definizione che adesso finalmente è avvenuta dal 1° luglio del Green Pass, no? Quindi questa incertezza sul fatto che si possa entrare anche senza vaccino, oppure devi avere il vaccino ma devi comunque fare il tampone. All'estero queste cose si sanno e quindi frenano un po', diciamo, la presenza sul territorio. Però abbiamo tante prenotazioni per luglio e agosto, in certi casi arriviamo al 70, l'80%, in certi casi anche oltre l'80% di prenotazioni in quei mesi. Allora è vero che agosto per esempio è il mese centrale, però è anche vero che, insomma, post pandemia superare già l'80% di prenotazioni in determinate località è una cosa assolutamente positiva. Quindi io sono convinto che la ripresa c'è da subito, non avremo i numeri del 2019, quindi sicuramente quest'anno non faremo record di presenze turistiche come eravamo abituati a fare negli ultimi anni, però noi possiamo parlare realmente di una ripresa fin da questa estate. Assessore, rispetto alla scorsa estate, che insomma la pandemia era scoppiata da pochi mesi e quindi la situazione era quella che era, ovviamente poi è iniziata la campagna vaccinale, tantissime persone si stanno vaccinando. Lei quali differenze sostanziali vede dalla scorsa estate a questa? Allora, diciamo che la scorsa estate c'era stato questo periodo transitorio proprio di luglio-agosto e poi subito il ripiombare a settembre-ottobre in una situazione di difficoltà.
ho la percezione che il turista oggi, sia internazionale che italiano, abbia in mente che questa sia la fine della pandemia, no? Quindi ci si aspetta che questa ripresa non sia soltanto estiva, perché c'è tanta voglia di mare, ma anche di montagna, ma che possa continuare, no, anche durante l'autunno e l'inverno. L'autunno sarà importante per la ripresa delle città d'arte, soprattutto con la riapertura dei flussi aerei che provengono da fuori Europa, perché oggigiorno abbiamo molti spostamenti interni, ma grandi rotte aeree esterne non ce ne sono. A noi ci mancano gli americani, per esempio, penso a Venezia, penso a Padova, a Verona, insomma le nostre città d'arte, e quindi abbiamo la necessità di far continuare questo flusso anche nel periodo, diciamo, non clou come luglio-agosto, ma appunto da settembre in poi. La percezione però rispetto a prima è che la cosa, grazie anche al tema dei vaccini, sia, non dico superata, ma c'è psicologicamente un'attenzione diversa, la gente si sente anche più sicura e quindi io sono convinto che viaggerà di più anche dopo l'estate. Assessore, la sua percezione, visto che ha parlato di Venezia, è che rispetto ad altre località del nostro territorio, come possono essere le spiagge del litorale, possa avere una ripresa un po' più lenta, anche proprio perché mancano i turisti che arrivano dall'estero, gli americani, come ha appena detto anche lei? Sì, Venezia sicuramente è quella che ha pagato di più in termini di presenze turistiche tra tutte le città d'arte in Veneto, è quella che ha avuto lo scotto maggiore, parliamo di un 80% di calo, però è anche quella che è ripartita per prima, ovviamente, e ce lo aspettavamo, nel senso che ci manca, appunto, ripeto, il turismo internazionale proveniente dall'America o anche dalla Cina stessa. La Cina è stato un blocco molto importante anche per effetto delle cose che sono accadute, però anche gli operatori mi dicono che le richieste stanno arrivando, quindi non sarà subito quest'estate, secondo me, le città d'arte, ma come le dicevo dopo l'estate, quindi da settembre-ottobre in poi avremo una ripartenza importante, e Venezia assolutamente assieme a Verona faranno da traino rispetto al resto delle città d'arte. Però io vedo che movimentazione un po' ovunque ce n'è negli alberghi, ma addirittura nelle locazioni turistiche, nei bed and breakfast, quindi insomma io credo che, a meno che non ci sia, ma questo tutti facciamo gli scongiuri a ottobre, no? Si ripiombi nell'ondata Covid, però insomma se questi vaccini, come pensiamo, hanno effetto, la cosa non dovrebbe accadere. Ecco, Assessore, la stagione è ripartita e le speranze sono tante. Parliamo delle spiagge, però in questi giorni, negli ultimi giorni, sono emerse delle notizie che riguardano in particolare la zona di Jesolo, perché è proprio lo scorso weekend, nonostante il sindaco Zoggia avesse emanato un'ordinanza, non è stata diciamo molto rispettata, perché le spiagge, soprattutto di notte, sono state invase da giovani che hanno bevuto alcolici, che hanno lasciato tutto lì, che erano senza mascherina, l'ha detto il sindaco. È arrivato addirittura un comunicato dall'Associazione Jesolana degli Albergatori, da Confcommercio Jesolo, una lettera che hanno scritto al ministro, al prefetto, al questore per chiedere maggiori rinforzi. Così ha chiesto anche il sindaco, perché ha detto servono rinforzi, perché la mia ordinanza non è sufficiente, ci servono forze dell'ordine. Eppure il prefetto di Venezia ha detto che siamo in estrema difficoltà perché ci sarà il G20 qui a Venezia, quindi l'appello va direttamente a Roma, al governo. Ma assolutamente, purtroppo anche noi come Regione Veneto non possiamo fare molto perché non abbiamo corpo di polizia regionale e quindi ci dobbiamo affidare ovviamente agli organi di Stato e quindi ai carabinieri, alla polizia. Il controllo però è importante, ha ragione il sindaco da questo punto di vista. Devo anche dire che sulla questione mascherine bisogna non fare diciamo confusione, nel senso che io stesso ho toccato con mano la presenza di molti turisti, al di là dei giovani che diciamo facevano un po' di movimentazione in spiaggia, come abbiamo capito, di notte, ma anche durante le sere o anche di giorno. Effettivamente io ho visto tantissimi turisti senza mascherina in tutto il litorale nostro, però guardate che questo non è, secondo me, stato fatto con incuria, ma semplicemente perché i turisti sono abituati già nei loro paesi a non portare più la mascherina, cioè in alcuni stati europei la mascherina è già stata abolita e quindi parliamo di spazi all'aperto o in generale? Spazi all'aperto,
all'aperto, e quindi, però da noi no. Quindi questo cosa è accaduto? È accaduto che molti turisti sono arrivati al territorio e automaticamente si sono tolti la mascherina. Quando venivano fermati dalle forze di polizia o dei vigili urbani o dalla polizia municipale, in sostanza, molti cadevano in difficoltà, in incredulità, e si mettevano la mascherina, il che significa che proprio non erano a conoscenza probabilmente della nostra direttiva o normativa, che era in questo momento differente, come il tema del Green Pass per esempio. Quindi al netto di questa situazione, altra cosa è ciò che si è verificato invece in spiaggia con i giovani, che questo posso dire è avvenuto sia in periodo di post-Covid, ma è avvenuto anche negli anni scorsi in determinate situazioni. Cioè qui il tema è il controllo e la sicurezza a 360 gradi delle spiagge, che deve assolutamente essere perseguita, così come anche l'attenzione a non inquinare, quindi alla sostenibilità, e quindi evitare anche i rifiuti in spiaggia, perché quelli poi ce li becchiamo in mare tutti quanti. Il sindaco di Jesolo ha anche detto che un deterrente, proprio per evitare comunque questi assembramenti, questo alcol selvaggio in spiaggia, questi raduni, un deterrente ottimo potrebbero essere le discoteche, che sappiamo dovrebbero poter riaprire a partire dal 1° luglio. La pensa così anche lei? Perché il sindaco diceva è inutile che non le apriamo, non li facciamo ballare per non creare assembramenti, e poi si creano lo stesso, e noi non possiamo gestirli tutti completamente. Sicuramente in questo momento mancano luoghi di aggregazione. Se i giovani non possono trovarsi in discoteca, ma al di là della discoteca anche in qualsiasi locale all'aperto, perché insomma oggigiorno sappiamo che anche il mondo delle discoteche si è evoluto, no? E quindi molte discoteche sono comunque all'aperto, però fino ad ora praticamente sono chiuse, e di conseguenza questi giovani da qualche parte vanno. I giovani la festa la fanno comunque, o la fanno in spiaggia o la fanno in qualche appartamento, o si trovano da qualche altra parte, però è impensabile bloccare questa marea. Quindi francamente anch'io penso che forse sia più sicuro riaprire le discoteche e magari controllarle, dare delle normative, responsabilizzare i gestori, controllare con le forze dell'ordine, però almeno sai che i giovani vanno in un determinato ambiente, vengono anche controllati, devono sottostare a determinate direttive, tra cui anche l'igienizzazione. Invece se sono liberi in spiaggia, chi ci dice qual è il comportamento? Ed è difficile anche controllare, quindi forse, voglio dire, il tema della discoteca non è così negativo, ma in questo caso risulta essere addirittura positivo. Visto che siamo già a metà giugno e quindi tra una quindicina di giorni dovrebbero riaprire, è ancora d'obbligo il condizionale? Ci sono delle novità in tal senso proprio per quanto riguarda il mondo delle discoteche, che è stato duramente colpito come altri settori, però tra i più colpiti? Ecco, io francamente sulle discoteche non so se è già stata definita la data di apertura reale, e siamo assolutamente comunque in dirittura d'arrivo, perché penso che a breve, insomma con luglio, c'è una ripartenza totale di tutti i settori, all'aperto, al chiuso, e quindi di conseguenza addirittura si discute anche della possibilità di togliere la mascherina, e quindi all'aperto, e probabilmente successivamente anche al chiuso. Quindi insomma ovviamente si stanno aspettando quelli che sono gli ultimi dati dei vaccini per capire anche qual è l'importanza relativamente a questa questione. Quindi penso che il CTS, il Comitato Tecnico di Sicurezza, stia valutando gli ultimi dati per prendere delle decisioni definitive. Ecco, questa è una notizia molto importante, era proprio la domanda che l'avrei voluto fare. Dunque potremmo aspettarci che a breve si possa togliere la mascherina, almeno inizialmente all'aperto? Ma io credo di sì, perché negli altri paesi sta già avvenendo, e quindi penso che con luglio questa cosa qua sia fattibile, anche se, le ripeto, ad oggi non abbiamo avuto certezza e date specifiche. Però insomma da come stanno andando le cose, io penso che sia abbastanza plausibile che questo accada, probabilmente già dai primi 15 giorni di luglio probabilmente, però attendiamo di capire come sarà l'evolversi. Ce lo auspichiamo comunque da un lato, perché ovviamente girare almeno all'aperto senza mascherina anche a livello psicologico è tutta un'altra idea, è tutto un altro vivere. Sì, anche perché è iniziato il caldo, lo sentiamo anche proprio fuori, è arrivato il classico caldo torrido, inizia a creare magari qualche anche problemino. Sì, e anche l'immagine che si dà nei confronti del turismo internazionale è diverso, perché vedere la gente in strada a Jesolo piuttosto che a Bibione o qualsiasi altra parte con la mascherina è una cosa, vedere la gente, infatti io lo vedevo quando vedevo i turisti che appunto arrivano già
così scevri da questa situazione perché abituati nei loro paesi, ti dà proprio la parvenza di essere in villeggiatura, in tranquillità, e quindi insomma auspichiamo che accada quanto prima. Assessore, visto che lei comunque mastica, perché questo è il suo compito, il turismo da sempre come assessorato, qual è secondo lei l'idea che all'estero hanno proprio dell'offerta turistica del nostro paese, in particolare della nostra regione? L'idea che hanno del Veneto è assolutamente positiva e lo dimostrano anche le prenotazioni che stanno continuando ad arrivare. Questa è una regione che ha di tutto e di più, all'estero lo sanno bene, tra l'altro è una regione dove si mangia e si beve bene, e questo non è secondario, perché oltre ad avere tanti prodotti turistici specifici, tante destinazioni, abbiamo una qualità della vita molto elevata. Noi poi stiamo puntando molto sul tema della sostenibilità, quindi sul turismo slow, green, e che fa parte un po' anche delle direttive del piano strategico che stiamo rivedendo. Il nostro compito è quello di comunicare all'estero magari tutte queste cose, e anche il fatto che comunque noi siamo attrezzati per avere un territorio sicuro anche dal punto di vista, no, dell'attenzione nei confronti non solo del virus ma del batterio, la sanificazione. Ecco, questo sarà un tema che nei prossimi anni secondo me avrà molta importanza. Lei ricorderà la scorsa estate, il nostro paese era stato fortemente penalizzato, non solo per come veniva visto dall'estero, per tutto quello che veniva detto, ma ci fu anche uno spot che arrivava dalla Calabria che creò non pochi problemi. Sì, vabbè, diciamo che quello spot è uno spot che poi è stato praticamente ritirato immediatamente, e credo che si siano resi conto da soli del fatto che insomma noi non abbiamo necessità di farci concorrenza all'interno delle regioni, perché siamo un paese, l'Italia, che è talmente bello che c'è spazio per tutti, e se siamo bravi a gestire la nostra offerta turistica, il turista una volta viene in Veneto, una volta andrà in Calabria, un'altra volta andrà in Sicilia, non è un problema. L'importante è che noi agiamo insieme e che invece facciamo squadra all'estero, invece di fare concorrenza interna e magari parlare male delle altre regioni. Se avessimo la capacità tramite l'Enit, cosa che io ho detto al Ministro e ho detto anche al Presidente dell'Enit, di agire invece all'estero come sistema paese e poi spartirci i turisti all'interno nostro, noi faremo una gran cosa, e penso che nelle prossime fiere internazionali noi abbiamo già dato disponibilità anche come Regione Veneto a lavorare in sistema. Le dico solo, tanto per chiudere, che per esempio noi siamo stati i primi che abbiamo fatto un accordo assieme a Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia per vendere il litorale assieme, quindi noi oggi facciamo degli spot televisivi in Germania di promozione turistica insieme a Friuli Venezia Giulia e all'Emilia, quindi questo significa coordinarsi, fare sistema, lavorare insieme, spendere meno soldi, e perché il turista difficilmente capisce la differenza, il confine amministrativo tra Lignano e Bibbione, cioè Lignano e Bibbione sono, come si dice in Veneto, un tiro di schioppo uno dall'altro, no? Allora il turista non sa che da una parte si trova in Friuli Venezia Giulia e dall'altra si trova in Veneto, no? Per lui è un litorale lungo, omogeneo, di sabbia dorata. Allora perché non promuoverlo tutti assieme? Poi un anno andrà a Lignano, un anno andrà a Bibbione, un anno a Chioggia, l'anno dopo nei lidi ferraresi, chi lo sa, però insomma l'idea di venderci come sistema si risparmia e si fa anche una bella figura a livello internazionale. Ecco, nonostante la nostra regione sia stata molto colpita dalla pandemia, soprattutto nella parte iniziale, ci si è rimboccati da subito le maniche proprio per cercare di affrontare anche questa nuova stagione che stava arrivando, e uno dei primi passi che è stato fatto proprio in apertura all'inizio dell'estate è stato quello di vaccinare immediatamente gli operatori turistici. Questa è una richiesta che abbiamo fatto noi come Veneto, l'abbiamo chiesta tantissime volte a livello centrale, anche grazie alla mia collega alla sanità Lazzarin che seguiva il tavolo, no, proprio dell'aspetto sanitario. Alla fine è stata accettata, siamo stati tra i primi a vaccinare, quindi con un'ottima organizzazione sanitaria locale, e ora di fatto stiamo già vaccinando tutti gli operatori, ma è anche logico perché l'operatore è il front office, è la prima linea, no? Quando arriva il turista, se noi non vacciniamo i dipendenti, innanzitutto per una questione di sicurezza loro, cioè mettere nelle condizioni i nostri lavoratori
lavoratori di essere al sicuro. Secondo, vendere a livello promozionale il fatto che quando vieni nel nostro territorio trovi anche del personale che è vaccinato, quindi ti senti più tranquillo e sicuro. Non a caso noi è anni che facciamo anche una promozione legata anche all'inclusività, per esempio nelle spiagge, dove diamo anche un servizio di tipo sanitario. Ci sono dei turisti che vengono qua da noi e sanno che trovano una sanità efficiente ed eccellente. Abbiamo addirittura, come nel caso di Jesolo, degli ospedali che sono praticamente in spiaggia. Questa non è una cosa di poco conto e quindi dobbiamo imparare a comunicare meglio queste cose qua, cioè, non è che non lo facciamo, ma dobbiamo sempre di più migliorare la comunicazione, perché abbiamo visto che quando al turista gli arriva questo concetto ci predilige rispetto ad altre località che magari possono essere anche più belle se parliamo di mare, no? È ovvio che il mare della Grecia è molto bello, no? Però la Grecia non ha i servizi del Veneto di nessun tipo, non solo sanitario ma anche di altro genere, e abbiamo visto che le famiglie, soprattutto le famiglie tedesche, austriache, apprezzano molto questo aspetto, no? Il fatto di trovare personale formato, di trovare operatori formati, insomma coccolare un po' il cliente, seguirlo, mangiare, bere bene, avere una sicurezza alimentare, una sicurezza sanitaria, insomma sono tutte cose che secondo me da oggi in poi varranno sempre di più. Bisogna implementare questi servizi, aumentare l'innovazione sul prodotto turistico e comunicarlo, e vedrete che noi continueremo a essere, come siamo, la prima regione d'Italia in termini di flussi turistici. Forse se lo siamo non è un caso. Ecco, nel frattempo, Assessore, proprio i primi giorni di giugno, il 5 giugno, è partita, è salpata dalla stazione marittima la prima crociera. Ci sono state ovviamente delle polemiche, non tanto per le crociere in sé, quanto per il fatto che nonostante il governo avesse dato il via libera per poterle fare partire a Marghera, poi così non è stato, perché tecnicamente, logisticamente ancora non è fattibile. Però il settore sta ripartendo. Anche il settore della crocieristica è importante, poi io capisco che a Venezia sia sempre un tasto dolente, perché poi quando si vedono le navi passare il Canal Grande qualcuno ovviamente non è d'accordo, perché capiamo che ci sono anche dei rischi, però è anche vero che il settore crocieristico è fondamentale, perché dovete pensare che tutte queste persone che arrivano qua non vanno solo in crociera, anzi si stavano sviluppando dei pacchetti per cui chi va in crociera potesse arrivare qualche giorno prima o fermarsi qualche giorno dopo a visitare il resto del territorio veneto, e questi sono migliaia e decine di migliaia di persone che viaggiano. Tra l'altro fa del bene anche all'aspetto aeroportuale nostro, quindi al sistema SAVE degli aeroporti veneti, perché queste persone magari arrivano dal Restero con l'aereo, atterrano a Venezia e poi vanno a prendere la crociera, quindi ne beneficia tutto il settore di trasporti veneto, ne beneficia Venezia, ne beneficia il settore agroalimentare. Io sono anche assessore all'agricoltura oltre che al turismo, e le dico che col blocco del turismo noi abbiamo avuto il blocco anche del settore Horeca, dell'hotellerie, del catering, della ristorazione, e questo ha significato danni anche per i prodotti tipici locali che venivano venduti tramite la ristorazione e tramite l'hotellerie. Quindi insomma sono tutti, il turismo purtroppo per fortuna accoglie dentro una serie di settori importanti, quindi abbiamo l'artigianato, il commercio, una serie anche di altre, scusate, abbiamo delle... Questo è il bello della diretta, che tutti passano davanti alla nostra telecamera. Sì. Va bene, allora io ringrazio l'assessore Canero. Mi perdoni se devo interromperla, l'ho tenuta qui anche più del previsto, come vedete è arrivato anche il presidente Zaia, quindi il via libera alla conferenza. Grazie, arrivederci. Arrivederci, assessore. Ma sai di una bravura, non so come cazzo. Ma no, gnagno, figurati se tu non dici. Siamo pronti? No, vieni. Il Presidente Spagna, il professor Villoresi, intanto scusateci per il ritardo, ma abbiamo fatto una breve riunione. Oggi è una giornata importante per noi e ringrazio ovviamente, oltre che a tutti voi per la presenza, anche coloro che hanno deciso, poi ve li presenterò,
e li chiamerò qui, i prof, insomma coloro che parteciperanno a questo think tank, quindi questo pensatoio, no? A voi che piacciono poi le sintesi comunicative, parlo ai giornalisti, che prende quota e prende vita all'interno di Veneto Sviluppo, proprio per scelta della Regione, ringrazio il Presidente Spagna che è qui, e prende vita all'interno di Veneto Sviluppo e nasce dalla coscienza del fatto che Covid, come dicevo prima ai prof quando li ho incontrati, Covid rappresenta comunque un Big Bang della storia, se ci pensate, no? Ci sono dei Big Bang, sono la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 68, il 2000, l'anno delle Torri Gemelle, il 1989 quando è caduto il muro di Berlino. Beh, il Covid è sicuramente un Big Bang. Un governo come quello regionale, di una regione importante come la nostra, che ha 600.000 partite IVA, 170 miliardi di PIL, e tutto quello che poi ne deriva, voi la conoscete meglio di me la dimensione regionale, è giusto che si ponga, è giusto che si ponga la questione ovviamente in maniera seria, che è quella di pensare di progettare in grande, di buttare anche il cuore oltre l'ostacolo, di approfittare di queste professionalità che sono uniche. Li ringrazio poi, me lo farò anche personalmente, pubblicamente, li ringrazio per essersi messi a disposizione, con professionalità che sono variegate, eccellenti ma variegate, quindi si va a implementare questo tavolo e se servirà crescerà ancora di più, non per fare un parlatoio, no? Perché si sta presto a liquidare i think tank come dei parlatoi, no? Quindi parliamo di progettazione, come abbiamo detto questa mattina, nel breve periodo e nel lungo periodo, quindi progettazione della gestione di quello che è, non dico la quotidianità, ma quello che è il giorno che verrà, ma anche quello che deve essere il Veneto del futuro. Noi ci crediamo fino in fondo, lo facciamo nella ristrettezza delle risorse, lo facciamo con le difficoltà di un ente pubblico. Se fossimo una multinazionale magari avremmo fatto scelte ancora più costose, però io ho detto a loro che la Regione è totalmente disponibile, visto il livello, lo standing di questo advisory board, definiamolo così, la Regione è disponibile a investire in maniera tale che resti nero su bianco quali sono le sintesi delle idee, ovviamente confrontandoci poi con tutti gli stakeholders del Veneto. Non è che il pensatoio fa da sé e non si confronta col territorio, ma la volontà comunque di fare questo lavoro che è anche di servizio a questo Veneto. Ovviamente non è irrilevante che ci sia un recovery plan, che ci siano 222 miliardi, che ci sia un dibattito importante a livello nazionale su chi fa cosa rispetto a queste risorse, e penso che anche su questo fronte non si tratta solo di dire ma noi vorremmo queste risorse per fare questo, noi vorremmo queste risorse per arrivare lì, che è una visione che cambia. Io, siccome siamo in molti a parlare, ringrazio coloro che hanno aderito a questa nuova avventura, a questo, come l'abbiamo definito, Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, l'Advisory Board, insomma un think tank. Ringrazio il professor Paolo Villoresi, che ha la funzione di presidente e coordinatore del gruppo di lavoro, al quale poi passeremo la parola. Il professor Stefano De Bei, se vi accomodate, anche perché ci tengo a ringraziarvi, che è professore ordinario di misure meccaniche, termiche e collaudi presso l'Università di Padova. Il professor Vito Di Noto, eccolo lì, grazie professore, professore ordinario di elettrochimica per l'energia e chimica dello stato solido presso l'Università di Padova. Il professor Andrea Giovannardi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, avvocato e dottore commercialista, esperto in materia tributaria e federalismo fiscale, molto noto perché fa parte poi della nostra delegazione trattante. Il professor Paolo Giubitta è professore ordinario di organizzazione aziendale e family business presso l'Università di Padova, è direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali dell'Università di Padova e del CEF, Centro sull'imprenditoria e le aziende familiari, di Quo Business School. Poi il professor Giorgio Palù, altro voto noto
dell'università, lui è già professore, il professor Paolillo è già stato, lo sapete tutti, già professore ordinario di microbiologia e virologia, è un virologo presso l'Università di Padova e preside della facoltà di medicina e chirurgia sempre di Padova, quando ancora gestiva la facoltà, no? Adesso è scuola di medicina. Ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi a livello nazionale e internazionale, attualmente riveste l'incarico di Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA. Professor Alessandro Sperduti, eccolo qui che lo salutiamo, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica Pura e Applicata all'Università di Padova e vanta esperienza specifica nelle tematiche riguardanti rete neurali e metodi kernel. Poi voglio anche ricordarvi che non sono presenti, ma li ringraziamo per aver aderito a questo appello, la professoressa Gambarotto, il professor Dario Stevanato e la professoressa Elisa Barbieri e il professor David Bolzonella. E quindi dopo avrete il curricula di tutti i partecipanti. Io non aggiungo altro, passo la parola al Presidente Spagna, prego. Grazie mille, grazie Presidente, e ovviamente è un grande onore per me oggi essere qui a presentare questo Comitato Tecnico Strategico, come l'abbiamo chiamato, composto veramente, lo dico fuori da ogni forma di piaggeria, credo dalle migliori teste che in questo momento possiamo mettere in campo. Faccio due brevi riflessioni, ma cercherò proprio di essere molto sintetico per lasciare poi spazio agli altri interventi e alle domande che immagino ci saranno. Leggendo alcuni studi economici, cosa che faccio abbastanza frequentemente, negli ultimi periodi relativi non solo al nostro territorio ma anche all'economia italiana, mi ha sempre colpito una frase che è un po' criptica, che dice il non più ma non ancora. Sembra quasi una frase teologica. Che cosa vuol dire? È molto criptica, ma rende secondo me l'idea della situazione nella quale ci troviamo. Noi stiamo assistendo a una decelerazione dei tassi di crescita, non solo a livello regionale ma a livello nazionale, eccetera. Ovviamente il Covid, come diceva il Presidente, ha un po' cambiato le carte in tavola, ma la tendenza era questa. Assistiamo a una decelerazione. Perché stiamo assistendo a una decelerazione? Perché i vecchi modelli che noi abbiamo utilizzato per guidare la crescita e lo sviluppo stanno dimostrando delle grosse difficoltà di essere implementati. Cioè, parlando in termini operativi, se noi volessimo mantenere i tassi di crescita visti fino adesso, dovremmo aumentare la produttività in modo esponenziale, cosa che francamente è molto difficile. Questo che cosa ci dice? Ci dice che i vecchi modelli non funzioneranno più, quindi il non più, ma al tempo stesso siamo anche in una condizione di non ancora. Perché? Perché non sappiamo fino in fondo quali modelli dovremo applicare per poter essere, come dire, efficienti ed efficaci nel futuro. Serve una logica che gli americani chiamano disruptive, cioè dirompente. Servono nuovi modelli, nuovi paradigmi, nuovi settori sui quali investire. Ecco, questo è il punto nel quale noi ci troviamo in questo momento, un po' quello che diceva anche il Presidente prima. Siamo nel mezzo del guado. Ecco perché serve oggi introdurre un comitato strategico di persone che sono in grado di guidarci. Cioè, quello che noi chiediamo a questi professori, che io ringrazio veramente con tutto il cuore, è quello di essere la nostra guida in questo momento, di indicarci un percorso per fare, come dire, per trovare quei modelli di sviluppo che al momento ancora fino in fondo non capiamo, magari intravediamo quali sono. Vi dico, lo avete capito dalle professionalità che abbiamo, che il Presidente, come dire, ha indicato nei professori presenti. Sicuramente parliamo di biotecnologie, parliamo di energie sostenibili innovative, parliamo soprattutto di intelligenza artificiale e parliamo di tecnologie quantistiche e spaziali. Qui stiamo parlando e sono presenti professori che hanno contribuito alle missioni su Marte, in piccola parte, ma hanno contribuito anche a questo. Stiamo parlando delle tecnologie quantistiche, di comunicazione quantistica, rappresentate appunto dal professor Villoresi, che poi parlerà, che è sicuramente una delle tecnologie su cui si sta investendo di più.
Vi faccio solo dei numeri. La Germania sta investendo 9 miliardi, ne parlavo proprio prima con il professor Di Noto, solo per l'idrogeno, 9 miliardi. Quando parliamo di comunicazioni quantistiche, di tecnologie quantistiche, l'Europa ha investito e ha fatto un piano da 1,5 miliardi. La Germania ha fatto, mi pare, altri 2 miliardi, se non ricordo male, poi il professore sarà molto più preciso. Insomma, stiamo parlando dei settori su cui si giocherà il futuro nei prossimi anni. Quindi quello che noi chiediamo è avere una visione a 10-15 anni, cioè servono delle lenti per questo binocolo che ci consentano di vedere come potrà essere il mondo tra 10-15 anni. Questo è quello che chiediamo, un lavoro difficilissimo, che credo che gli stia passando la voglia in questo momento, però è quello che chiediamo. Ed è il motivo per cui qui vedete oggi solo professori universitari e solo scienziati. Perché? Perché il loro orizzonte temporale, il loro obiettivo con il quale guardano al futuro si basa proprio su quella distanza. Concludo poi con una suggestione, che è quella della clessidra, lo dico spesso anche ai miei ragazzi in Veneto Sviluppo. Cioè, in questo momento noi dobbiamo creare lo sviluppo, che è poi la missione nostra, della nostra società. Noi ci chiamiamo appunto Veneto Sviluppo. Il nostro obiettivo è questo, ma per creare sviluppo servono le idee, perché come diceva Seneca non c'è mai vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, quindi è importante che anche le risorse che potranno, speriamo, arrivare dal recovery plan e da tutti gli altri strumenti a disposizione possano essere utilizzati in una giusta direzione, e questo è sicuramente un punto importante. Però non bastano solo queste, servono anche poi soggetti che siano in grado di definire le regole del gioco, in particolar modo quelle fiscali. Giustamente si parlava della presenza di 2 importantissimi professori di diritto tributario. Perché? Perché la partita si gioca anche sull'aspetto fiscale. Cioè, se guardiamo al mondo, la competizione si basa anche su quello. E poi gli aspetti invece dei modelli economici e dei modelli di politica industriale che riguardano non solo i settori che ho indicato, ma anche i settori gli altri settori più tradizionali, che comunque dovranno andare incontro a un cambio di paradigma. Chiudo dicendo che questo percorso poi non sarebbe completo se non ci fosse poi un grosso patto, un importante patto con il sistema delle grandi imprese e medie imprese, perché alla fine sono le grandi imprese che possono essere la culla all'interno della quale i progetti e le idee innovative che i professori potranno in qualche misura mettere in campo con un orizzonte di breve, medio e lungo termine, perché ci vuole una visione molto completa in termini di portafoglio, potranno essere determinate. E Veneto Sviluppo, dal nostro punto di vista, come braccio operativo, come ricordava prima il Presidente, come braccio operativo della Regione Veneto, appunto mira a svolgere un ruolo un po' di snodo, proprio come nella clessidra, la parte alta, la parte bassa e lo snodo, che in qualche misura articola e in qualche misura diventa una sorta di business integrator di questi progetti, cercando di focalizzare le risorse, poche o tante, che arriveranno da tutti i nostri strumenti pubblici, le risorse di Veneto Sviluppo e tutto quello che poi con le imprese riusciremo a mettere in campo. Io vi ringrazio e lascio la parola a questo punto al professor Villoresi, che è il presidente di questo comitato tecnico strategico. Grazie. Buongiorno a tutti, sono lieto di dare saluto da parte del comitato tecnico strategico, che è lieto di affiancarsi a Veneto Sviluppo, che è appunto lo strumento muscolare per spingere in questo momento delicato, che sicuramente pone dei problemi, ma noi speriamo sia anche pieno di opportunità. Appunto il comitato è formato sostanzialmente da competenze complementari diverse, economisti che hanno una chiave di lettura dei fenomeni regionali, e giuristi e tributaristi che ci permettono di inquadrare gli strumenti nel loro modo più fluido ed efficace d'azione, e una parte di scienza e tecnologia. L'obiettivo appunto è quello di individuare degli obiettivi di lungo termine che noi sappiamo poi ci serviranno anche nel medio e nel breve per guidare l'azione. E naturalmente ci sono degli esempi nel passato. Il più straordinario di tutti probabilmente è quello del 24 agosto 1609, 322 anni fa, quando al doge Leonardo de Donat fu presentato il cannocchiale da Galileo Galilei, professore dell'Università di Padova.
Quello è stato un esempio di strumento scientifico che aiutò Galileo nelle grandi scoperte, le lune di Giove, le fasi di Venere, la faccia della Luna, e la struttura di Saturno, le macchie del Sole, ma permise anche di vedere le navi come se fossero a 1 miglio nonostante fossero a 9 miglia, dando un evidente vantaggio competitivo sulla concorrenza. Ecco, adesso abbiamo i laboratori, adesso abbiamo gli strumenti del calcolo, le interfacce con l'uomo, con l'ambiente e le tecniche per operare, e sicuramente questo deve essere inquadrato nelle nuove sfide come appunto le new economy, che per esempio nello spazio sta cambiando rapidissimamente i paradigmi di passaggio a sistemi dedicati a una cosa per invece essere sostituiti da interoperabilità, breve time to market e disponibilità di nuove soluzioni. Okay? E appunto il nostro gruppo è composto anche da grandi esperti nelle energie, biotecnologie e appunto le tecnologie spaziali. Il mio settore è quello delle tecnologie quantistiche, che 20 anni fa era effettivamente all'inizio di una sintesi tra gli strumenti di meccanica quantistica e la teoria dell'informazione, un buon territorio per analisi e le ricerche di base, e che ora è spinto dalla Commissione europea come una delle tecnologie più promettenti per passare a risolvere alcuni problemi della società. Quindi con questo spirito noi ci mettiamo al lavoro e speriamo di essere utili al Veneto Sviluppo e al Veneto. Benissimo, Grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto 3 fratture, l'11 settembre, poi la crisi dei subprime e adesso il Covid. 3 diversi fattori scatenanti, 3 conseguenze profondamente differenti, però una sorta di continuità nella rottura anche temporale. Allora, evidentemente noi dobbiamo essere pronti anche a queste eventualità, a queste evenienze. Ed è uno dei motivi per cui abbiamo fortemente voluto questo comitato, questo gruppo di pensiero. Anche perché questi 3 eventi catastrofici hanno avuto conseguenze evidentemente diverse da territorio a territorio. Il Veneto, così come tutta l'Italia, ha una sua peculiarità, ha delle capacità produttive che sono diverse da altre regioni, diverse dalla Lombardia, diverse dal Piemonte. Noi qui abbiamo un tessuto produttivo che per oltre il 95% è fatto da imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Quindi la nostra struttura produttiva è completamente diversa dalla struttura produttiva del Piemonte, dove le grandi tradizioni economiche la fanno da padrone, o dalla Lombardia stessa, quindi senza andare a vedere altre realtà che possono essere profondamente diverse anche per storia. Pur avendo contiguità con altre regioni, noi abbiamo delle caratteristiche che sono nostre, e quindi il Veneto va assolutamente interpretato, va capito, perché senza capire la nostra economia è difficile immaginare il Veneto economico, produttivo, industriale, artigianale di qui ai prossimi 20, 30, 40 anni. Ed è il motivo per cui noi abbiamo voluto un board di altissimo profilo tecnico-scientifico. Non ci sono figure politiche, associative o di altra natura, proprio perché questo luogo di pensiero deve essere intonso, non deve avere delle collateralità con altre realtà che possono inficiare la produzione di pensiero. Ed è il motivo per cui qui oggi noi presentiamo questo comitato, ed è il motivo per cui sono stati scelti queste grandi figure del nostro territorio. L'auspicio è che qui si trovino, che si riesca non solo a capire dove siamo, ma soprattutto a dare delle direttrici per capire dove vogliamo andare. Il Veneto ha dimostrato in questi anni di avere una capacità produttiva davvero straordinaria. Abbiamo delle eccellenze meravigliose, e se andiamo a vedere anche i dati che oggi abbiamo, nonostante qualcuno immaginasse
che la decrescita di PIL nel 2020 sarebbe stata superiore a quella nazionale, abbiamo chiuso assolutamente in linea. E lo dico questo perché due fattori ci venivano contro. Il Veneto, voi lo sapete, ha nell'export e nel turismo due fra i pilastri importanti di sostegno della nostra economia. Ovviamente questi due pilastri sono stati particolarmente colpiti dal Covid e quindi si immaginava che avrebbero influito particolarmente in maniera negativa sulla nostra economia. Il fatto che noi siamo riusciti a chiudere assolutamente in linea con la media nazionale vi dà la misura della forza di reazione di questa economia, e i dati dei primi mesi ci dicono che noi chiuderemo l'anno con una crescita di PIL superiore a quella media nazionale. Allora, per questo motivo noi dobbiamo essere vicini alle nostre imprese e alla nostra capacità di fare impresa. Ed è una linea di continuità con quello che stiamo facendo anche per esempio con le reti innovative regionali, dove abbiamo messo a sistema l'impresa con l'università e siamo riusciti a sprigionare davvero importanti investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione, che sono le due paroline magiche per essere competitivi nel mondo. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo fortemente voluto questo board. Io sono profondamente convinto che sarà utile alla causa dei veneti, e la politica dovrà usare gli strumenti che ci verranno dati per poter poi programmare concretamente azioni, interventi e risorse che siano di aiuto ai nostri imprenditori, che pur essendo con dimensioni piccolissime riescono ad essere molto aggressivi nell'economia non solo regionale e nazionale ma mondiale. Grazie. Se avete domande relative a questo tema, prego. Prego, i prof sono tutti a disposizione, quindi se posso chiedervi anche se vi presentate per magari. Sì, buongiorno, Filippo Tosanto dei quotidiani Gedi. Una domanda al professor Villoresi, che giustamente ha citato Seneca: non c'è il vento favorevole per il nocchiere che non conosce la rotta, no? L'ha citato lui Seneca. Sì. Tra le criticità del sistema veneto che lei intravede dal suo punto di vista, cioè i punti nevralgici dove siamo in sofferenza e occorre intervenire subito, e invece per contrasto i punti che si prestano invece ad una crescita, che presentano un margine di sviluppo. Grazie. Allora, è chiaro che il Covid ha minato alle radici quello che è il sistema in alcuni settori. Dare una risposta, come dire, sintetica non è facile. Quello che posso dire è questo: ci sono ambiti che paradossalmente hanno anche beneficiato dalla situazione che abbiamo vissuto, altri invece che sono stati totalmente azzerati. Penso per esempio al settore turistico, che adesso mi auguro riprenderà. Però anche il settore turistico, che è un settore che gode di rendite di posizioni favolose, perché siamo in Veneto, quindi le bellezze sono enormi, anche quel settore lì non esce dal ragionamento che facevo all'inizio, cioè del fatto che, a prescindere dal tema Covid, a prescindere da tutto questo, siamo in una condizione in cui dobbiamo comunque cambiare. Anche il settore turistico è un settore che richiede nuovi paradigmi. Noi stiamo seguendo come Veneto Sviluppo alcune aziende che stanno innovando moltissimo anche su questo aspetto. Quindi in realtà i settori che escono più malconci da questa crisi, poi ne parlava adesso anche l'assessore Marcato, cioè stiamo parlando di una regione in cui la stragrande maggioranza delle imprese è composta da pochissimi dipendenti. Questo è stato un elemento di grandissima difficoltà, perché contrastare una crisi in una condizione di scarsa organizzazione ovviamente ha pagato il prezzo maggiore. Però su questo dobbiamo lavorare, per esempio, sulle dimensioni di impresa, a prescindere dai settori. È un'altra delle attività sulle quali noi come Veneto Sviluppo ci stiamo impegnando in maniera molto convinta, e credo che in questo comitato che stiamo presentando oggi ci sono le professionalità anche per darci una mano su questo, per creare aggregazioni e creare ovviamente dimensioni di impresa
più adeguate a quella che è la competizione su scala nazionale. Quindi, ripeto, una risposta, diciamo, settore per settore, io francamente non mi sento di poterla dare in questo momento, perché poi dovremo parlare di scostamenti, di percentuali, eccetera. Farei e mi concentrerei appunto su un discorso più generale, che è quello che appunto le ho rappresentato. Grazie. Salve, Martina Zambonde, Corriere del Veneto. Volevo capire un po' concretamente come vi organizzate, che tempi vi siete dati a step, immagino, e visto che sono tematiche a dir poco multidisciplinari, se ci saranno dei sottogruppi o se continuerete a lavorare incrociando le diverse discipline. Come funzionerà? Grazie. Grazie. Le discipline andranno incrociate perché andrà capito dove puntare, ma anche quando puntare e come puntare, okay? E diciamo le tre anime servono esattamente per mirare a questi tre sotto obiettivi, diciamo. E i tempi sono stretti, diciamo, ci sono delle opportunità che vanno colte rapidamente e quindi noi già da pratica le prossime settimane andremo a iniziare la nostra operatività e cercando di inquadrare la situazione attuale, gli strumenti che adesso sono in uso e su questa base guardare avanti. Grazie. Il PNRR in effetti contempla un insieme assai vasto, diciamo, di tematiche di approccio, okay? Quindi andremo ad analizzare in generale la questione, non abbiamo in questo momento un aspetto da favorire. È uno degli aspetti. Grazie. Buongiorno, sono Alda Manzana, Gazzettino. Al Presidente della Regione o all'assessore Marcato, una volta che il Comitato Tecnico Strategico avrà dato, non dico delle soluzioni o delle ricette, ma indicato una possibile via di nuovo sviluppo per questa Regione e si interfaccerà con Veneto Sviluppo, quale sarà il ruolo della Regione invece? Guarda, diciamo che fondamentalmente questo advisory board è dedicato il lavoro quello più raffinato, no? Più di qualità, che è quello della progettazione, che non prescinde poi dal fatto che ci sia un confronto territoriale che verrà garantito ovviamente da Veneto Sviluppo. Dopodiché noi siamo presenti per tutto quello che riguarda le linee di investimento, che non competono solo al bilancio regionale, ma riguardano anche i fondi comunitari e tutto quello che sono poi le risorse a livello nazionale. Vorrei ricordare che questa Regione non conosce l'inevaso dei fondi comunitari, ma conosce l'overbooking, cioè se finisca a livello nazionale, voi che scrivete le agenzie, se finisca a livello nazionale dire sempre che questo Paese non è in grado di utilizzare i fondi comunitari. Sarà anche vero, tranne il Veneto. Perché se passa sto adagio finisce che anche l'ultimo cittadino che mi incrocia al bar me lo ricorda. Noi siamo stanchi di questa leggenda metropolitana. Quindi siccome siamo già grandi utilizzatori dei fondi comunitari vorremmo esserlo ancora di più, per capirci. E siccome in questo Paese si dice ci vogliono i progetti perché le risorse ci sono, adesso andremo al vedo. E vedrete che sul recovery plan alla fine chi avrà i progetti sarà finanziato e gli altri no. Perché all'inizio partiremo tutti ai nastri di partenza con una livella, no? Poi come è accaduto col Covid, con tutto, poi ci sarà chi corre di più e chi corre di meno. Ma questo non è colpa di noi, non è colpa nostra se qualcuno si perde per strada. Dal punto di vista metodologico, come pensate, visto che i tempi sono stretti, per incrociare poi i fondi che sono a disposizione, che metodologia seguite per poter tracciare una roadmap per il futuro del Veneto, sapendo che il Veneto è una delle regioni d'Italia e l'Italia è uno dei paesi dell'Europa ed è uno dei paesi del mondo, quindi non è che potete pensare di essere fuori dal mondo anche con un pensatorio di alto livello. No, assolutamente, anzi devo dire che una delle caratteristiche che ci hanno guidato nella selezione appunto dei componenti di questo comitato è stata la conoscenza del nostro territorio, le competenze specifiche e soprattutto le relazioni e le competenze di carattere internazionale. Io ho cercato prima di dirlo in maniera molto veloce, cioè
ma lei in qualche misura l'ha ripreso adesso correttamente, cioè la crescita si farà non ragionando semplicemente qui ora, ma ragionando in una logica relazionale, quasi quantistica, visto che c'è il professore che si occupa di questo, cioè in un contesto relazionale. Dopodiché la struttura del comitato è ben definita, cioè abbiamo lavorato molto, qui parlo come Veneto Sviluppo, con i nostri consulenti nella redazione dei regolamenti e di quelle che sono le regole di funzionamento. Lo citava adesso il professor Villoresi, cioè ci sarà la possibilità di questo comitato di lavorare in maniera congiunta ma anche disgiunta, perché naturalmente ci sono ambiti che si prestano maggiormente a una interlocuzione diretta, con dei momenti invece collegiali nei quali questi ragionamenti devono essere poi portati a sintesi, e questo è sicuramente uno degli strumenti. Avremo a disposizione, tra l'altro, Veneto Sviluppo non solo, tra parentesi, è un comitato totalmente indipendente, ecco, perché questo mi è sfuggito prima, non l'ho detto, è totalmente indipendente, quindi non è che il presidente di Veneto Sviluppo sarà il presidente autonomo diciamo, del comitato, tant'è che c'è un presidente definito, perché è autonomo. La nostra partecipazione come Veneto Sviluppo si concretizza in due aspetti. Il primo, quello mio come presidente, delegato del CDA, di dare l'indicazione dei settori verso i quali guardare, un po' la domanda che è stata fatta anche prima dalla sua collega. Noi lì abbiamo già delle idee molto chiare, le ho dette inizialmente: biotecnologie, spazio, tecnologie quantistiche, energie sostenibili e intelligenza artificiale. Questi sono gli ambiti sui quali noi focalizzeremo inizialmente la nostra attenzione. Dopodiché, a parte la mia presenza che sarà più strategica, Veneto Sviluppo ha messo a disposizione un segretario, che è il dottor Menin, che è appunto uno dei nostri componenti, che darà la struttura e il supporto tecnico operativo, perché poi questo comitato ha bisogno di qualcuno che materialmente lavori e faccia il lavoro anche di stesura dei verbali, di organizzazione, degli ordini del giorno, eccetera, eccetera. Quindi non è assolutamente lasciato solo, e oltretutto, proprio per dare maggiore enfasi e maggiore possibilità a loro di lavorare meglio, abbiamo fatto un accordo, grazie all'assessore Marcato, con l'Università di Padova, e in particolar modo col Dipartimento di Statistica, per fornire loro tutte le analisi che saranno necessarie. Cioè, se il professore mi dice mi serve un'analisi sul settore delle imprese dello spazio, verrà fatto e verrà messo a loro disposizione. Quindi stiamo parlando di una struttura, come diceva il Presidente prima, non è una cattedrale nel deserto, l'abbiamo strutturata bene, o almeno abbiamo cercato di fare del nostro meglio, per mettere nelle condizioni di essere operativi e di portare risultati concreti, perché questo è veramente quello che noi chiediamo loro: concretezza e risultati che poi, come dire, siano tangibili e portino sviluppo. Perdoni, ma la tempistica, cioè vi trovate ogni settimana? No. Allora, c'è un momento in cui fate... Allora, premesso che questo poi dipenderà appunto diciamo, sono previste delle riunioni, delle organizzazioni su base bimensile, diciamo, a livello generale collegiale. Dopodiché è data facoltà al Presidente di organizzare in base a quelle che sono le richieste, le necessità e le migliori modalità di rendere operativo il comitato. Primo elaborato, quando lo consegnate magari alla stampa, visto che siete GPD? Allora, noi diciamo, il comitato redarà un verbale su base bimestrale che verrà dato a Veneto Sviluppo, perché poi ovviamente questo verrà consegnato e verrà valutato anche dal Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo, e in quel caso, se a voi fa piacere, noi lo renderemo disponibile, ben piacere. Dopodiché le tempistiche e le durate, come diceva il Presidente Villoresi prima, dovranno essere da un certo punto di vista molto rapide, perché i tempi del PNRR sono stretti. Su altri temi naturalmente ci saranno dei tempi più dilatati, però in questo momento è molto difficile poi dare anche già, diciamo, delle scadenze a brevissimo, questo non sono in grado di darlo. Altre domande? Prego. Buongiorno, Giacomo Muzzoni, giornale di Vicenza. Volevo chiedere se si tratta di un comitato che è stato mutuato da qualche altra realtà oppure è un'invenzione tutta veneta. Veneta, sì, nel senso che no.
diciamo che non c'è niente da inventare, perché comunque i pensatori o think tank esistono. Poi vorrei dire una cosa che forse così evita che qualcuno vada a ravanare e trovi magari l'ultimo diciamo, operatore economico che dice sì, vorrei ricordare che questi signori, che sono degli illustri scienziati, sono anche riferimenti di singole aziende, nel senso che perché passa sempre l'adagio, no? Che noi facciamo i pensatori, invece le aziende poi si arrangiano da sole. Le aziende comunque hanno come riferimento gli scienziati, l'accademia. Se voi andate nelle aziende quelle delle quali molto spesso scrivete, dice quell'azienda rende il Veneto famoso, è un'azienda molto, molto innovativa, poi andate un po' a scavare in quell'azienda, fate qualche telefonata e vi diranno ah sì, ma io ho una collaborazione con il professor X o Y dell'Università di Padova, di Venezia, della Bocconi, di su e di giù, cioè che non si faccia finta di non sapere che comunque l'accademia permea un po' tutte le nostre aziende, soprattutto sul fronte della ricerca. Quindi noi abbiamo cercato di fare quello che una singola impresa non può fare, cioè li abbiamo messi tutti assieme. Questa è l'azione innovativa. Beh sì, questo sì. No, se rispetto al pubblico sì. Lo diceva anche l'assessore Marcato. Avete altre domande? Credo di interpretare già come il CTS sta per mutuato comitato tecnico scientifico e l'abbiamo sentito durante il Covid a ogni conferenza stampa aspetto le valutazioni del CTS. Questo CTS darà delle indicazioni, come il comitato tecnico strategico, darà delle indicazioni alla politica, sarà anche in questo caso la scienza che illumina la politica. Per il tramite della nostra società, sì, assolutamente. È il CTS dell'economia. La presenza del professor Palumbo. No, scusa, avete finito rispetto all'advisory board? No. No, perché ci sono domande ancora. Allora, aspettiamo. No, volevamo chiudere questo argomento prima. Allora, quindi è chiuso. Ministero. Siete sulle domande extra? No, sulla domanda vai. Vorrei fare un'altra domanda sul tema, posso? No, te l'ho chiesto io. Sì. Prego. Si può dire, visto che il verbale sarà trimestrale, il primo verbale, che per settembre avremo un primo Veneto del futuro, che potrà essere un Veneto con meno manifatturiero, con più manifatturiero, con un altro tipo di indicazione per crescere? Possiamo dire a fine settembre ci sarà una bozza del Veneto che vorremo? Allora, diciamo che cercheremo nel più breve tempo possibile, adesso è difficile dare degli orizzonti entro i quali riuscire ad avere una visione chiara. Sicuramente ci saranno dei verbali bimestrali, questi verbali qualora poi fossero interessanti possiamo metterli a disposizione. Io credo che i professori abbiano ben chiara l'urgenza di alcune tematiche e ovviamente si concentreranno soprattutto inizialmente su queste tematiche. E naturalmente parliamo di PNRR, queste sono, e quindi mi auguro che queste idee che non saranno le uniche, perché non credo che noi saremo gli unici, o loro saranno gli unici a proporre progettualità in quest'ambito qui, ma sicuramente saranno quelle che hanno la priorità. Poi se riusciamo a farlo entro settembre, entro marzo, entro agosto, eccetera, questo poi dateci il tempo di iniziare a lavorare, però vi assicuriamo che cercheremo di lavorare nel modo più alacremente possibile. No, non vorrei che ci fosse un equivoco, però questo non è il CTS dell'economia. Perché il CTS ha il compito contestualmente di monitorare la situazione e dare immediatamente indicazioni alla politica che deve prendere delle decisioni seduta stante. Questo è il CTS. Questo è un luogo dove si studia l'economia del Veneto e si danno interpretazioni e indicazioni a breve, medio e lungo termine. È del tutto evidente che la politica dovrà, visto che noi l'abbiamo anche fortemente voluto, dovrà tener conto delle indicazioni e degli studi di questo board, ma non è che ogni settimana ci arriva una sorta di report e io e il Presidente in base a quel report prendiamo decisioni. È una cosa completamente diversa. Qui si tratta di strategie
l'economia ragiona sia in termini di contingenza, ma soprattutto in termini di prospettiva, perché è del tutto evidente, come fanno gli imprenditori, tu gli investimenti devi fare anche a medio e lungo termine. Decidere se per il Veneto l'idrogeno sarà una delle direttrici su cui investire o meno, questo è una cosa che ovviamente decidi oggi con una prospettiva a 10, 20, 30 anni. Decidere se le due aree di Porto Marghera e del Polesine, su cui noi stiamo lavorando per avere la ZLS e quindi con tutta la politica fiscale, avranno una prospettiva e che tipo di prospettiva e quali aziende vogliamo insediare in queste aree, questo ha una valenza sia immediata che a medio e lungo termine. Quindi togliamoci dalla testa che ci sia, come dire, questo board che ogni 3 giorni diciamo all'assessore, al presidente di Vara, che è il caso di fare questo. Non è così, quindi anche i temi della scadenza, sì, va bene, fra un mese hanno delle indicazioni, perfetto, le hanno fra 2 mesi, va bene, fra 3 mesi, non è quello che ci interessa. Noi abbiamo bisogno di capire dove siamo e dove potremo andare, perché poi la politica possa intervenire. Quindi abbiamo esaurito questo argomento. Prego. Sì, possiamo Professor Palù, prego. Se il professor Palù è disponibile. Possiamo chiedere anche. Ecco, per fermi altri colleghi. Ma magari brevemente. In questi giorni lei è particolarmente evocato nel suo ruolo di presidente di AIFA. Insomma, uno degli argomenti del giorno naturalmente è l'impiego del vaccino AstraZeneca, soprattutto in fase di richiamo. C'è stato un pronunciamento di AIFA. C'è una qualche preoccupazione che questo possa, come dire, ritardare il corso della campagna da una parte e dall'altra una parte dell'opinione pubblica non si sente del tutto rassicurata dall'impiego di questo vaccino. Lei ha pronunciato parole chiare in proposito, ce le vuole ribadire e ci vuole dare un po' la sua sensazione dell'andamento della campagna vaccinale. Grazie. Se mi permette, io vorrei ringraziare i colleghi e il Presidente per questa iniziativa. Avete capito l'importanza della catena del valore, che poi significa sviluppo e innovazione. Prima l'idea, poi l'humus in cui l'idea si genera, che è l'università, sono gli incubatori, sono gli spin-off, ma poi ci vuole anche il finanziamento, la defiscalizzazione, quindi l'integrazione del sistema. E quindi ecco, mi aggancio a quello che diceva il Presidente, la pandemia, anche qui ne vorrei citare anch'io qualcuno, Churchill, magari dalle ceneri, da diciamo una disgrazia nazionale, una calamità nazionale, se non mettiamo a frutto per risorgere sulla cenere abbiamo perso un'opportunità. Allora, venendo alla domanda, e quindi io cercherò di dare il meglio che ho possibilmente in questo comitato. La domanda, ecco, io darei i numeri prima. Allora, noi abbiamo 930.000 soggetti che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca sotto i 60 anni, 2.300.000 nella fascia di età tra 12 e 15 anni compiuti, e quindi che faranno in più vaccini a mRNA. Quindi che faranno in più l'AstraZeneca negli under 60, 930.000 somministrazioni. Abbiamo nella fascia 12-15 compiuti già impiegati e non erano previsti, diciamo, nella programmazione vaccinale, oltre 2 milioni e mezzo circa di dosi. Quindi certo che comporterà, cosa comporterà? Un ritardo probabilmente di quanto? Al ritmo di 650-700.000 vaccinazioni possiamo prevedere che il generale Figliolo, invece di chiudere, diciamo, il programma vaccinale come aveva promesso, diciamo, con oltre il 60% della popolazione vaccinata, ricordo sono 42 milioni di dosi attualmente, 28 milioni la prima dose e 14 la seconda, la ritarderà a settembre.
Quindi questo per quanto riguarda la cosiddetta logistica. Per quanto riguarda, ecco, lei ha citato l'opinione pubblica certamente è sconcertata perché tutti parlano, soprattutto voi. La comunicazione, ecco, un'altra lezione che dovremmo trarre dalla pandemia, oltre a come risorgere puntando su innovazione e sviluppo e su ricerca che nasce nel contesto accademico, non abbiamo ahimè Fraunhofer o Max Planck in Italia, ecco, dovremmo pensare che la comunicazione, ecco, in Germania parla un virologo, si chiama Christian Drosten. Nel Regno Unito parlano due, sono Wallace e Whitty, che sono il Chief Executive o il Chief Officer e il Chief Medical Officer e il Chief Scientific Advisor. Negli Stati Uniti vedete che fa comunicazione, lo conoscete tutti, c'è un'unica persona. Qua da noi parlano tutti e voi recepite e qualche volta c'è chi parla per fare il titolo del giornale. Quindi perché siamo venuti a questa decisione? Il consiglio di amministrazione dell'AIFA si è chiuso ieri sera alle 9, poi c'è stata la comunicazione, ma già si era espressa l'AIFA in base ai dati che la scienza fornisce. La scienza ovviamente deve continuamente mettere in discussione le proprie ipotesi e le certezze che non sono scolpite sulla pietra, perché il dato si acquisisce e si accresce di giorno in giorno. Come? Noi ci siamo basati sugli studi di validazione che sono fatti in fase 3 su decine di migliaia di persone, da 10 a 20.000 persone. E questo ci pensano gli enti regolatori, ma qui stiamo vaccinando milioni di persone e quindi stiamo imparando sul campo quella che è la vera dinamica, non solo dell'infezione, ma anche della protezione da parte dei vaccini. E quello che è emerso chiaramente, chi si è occupato di virologia non da ieri, ma da più anni, e di immunologia, sa che l'esperienza con gli adenovirus, già nel macaco davano forme trombotiche trombocitopeniche. 2, quando associavamo un adenovirus, parlo di 20 anni fa, esperimenti, con una proteina, quindi alternavamo il tipo di vaccini, la risposta immunitaria era più forte. E adesso ovviamente come l'abbiamo appreso? Perché gli inglesi hanno fatto una dose sola per coprire il più possibile la popolazione in un momento di ondata pandemica che gli sembrava sommergere. Poi hanno dovuto usare la seconda somministrazione perché non ne avevano più di AstraZeneca, se l'erano consumato, hanno usato un crossing eterologo, quindi 2 vaccini diversi. Ma poi ricordiamo che ci sono stati, come il Canada, tutti i paesi nordici che hanno abbandonato sulla base di un evento avverso che non era stato descritto negli studi validativi, che sono trombosi del seno venoso cerebrale o trombosi delle vene mesenteriche o della vena cava, quindi del distretto splacnico, che con mortalità elevata, 30-40%, che adesso è diminuita perché abbiamo imparato come curarla. Allora questo ha fatto sì che soprattutto in un periodo di bassa circolazione del virus, ovviamente quello che fanno gli enti regolatori, ma quello che dovrebbe fare anche la medicina, è un'attenta valutazione soprattutto nella farmacologia, quindi somministrazione di vaccini e di farmaci, rischio-beneficio. Quindi quando il virus circola poco io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. Ecco, il rischio di morire, diciamo, da Covid sopra i 60 anni è 2,8%. Dai 50 ai 60 cala già allo 0,8%. Ma se vado ai 30 anni è un rischio residuale. Il rischio di avere, e i dati ci dicevano, soprattutto quelli tedeschi, che con AstraZeneca 1 su 35.000 erano i casi di trombosi, con Johnson & Johnson siamo 1 a 150.000 dati americani. Quindi ecco cos'è stato, quindi questo è stato prima, l'AIFA si è espresso, il CTS, e devo dire ho fatto anche un po' di fatica, ma nel CTS della previdenza sociale, della protezione civile, scusate, della Presidenza del Consiglio, questa cosa è stata accettata e ieri l'abbiamo certificata perché il Ministro Speranza preferiva che fosse l'ente regolatorio che ha titolo per raccomandare un off-label, perché FDA e EMA danno una
autorizzazione on label con quel tipo di vaccino, quelle dosi, quelle somministrazioni, quel tempo. Questo off label nel senso che non segue l'indicazione precisa che c'è nel foglietto illustrativo, quindi il Ministro, invece di fare un'ordinanza che poteva per la legge istitutiva del sistema sanitario, ha preferito che fosse l'AIFA a decidere. E credo di averle risposto sia nei termini. Quindi poi che la popolazione sia sconcertata, direi questo è perché molte volte anche voi andate a sentire l'opinione di tutti. Quindi la scienza non è democratica, ecco, nel senso che quando si tratta di attingere a una sorgente bisogna andare da chi è responsabile di quell'attività, di quei lavori scientifici, e non andare da qualsiasi. Ecco, io non mi permetterei di entrare in un dibattito sulla fisica quantistica, ma credo neanche nessun normale cittadino. Ma della medicina, ahimè, parlano tutti, perché noi siamo ad un lato interpreti, dall'altro soggetti passivi, perché ci ammaliamo tutti e vogliamo dire la nostra. Quindi l'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford. Sono usciti almeno 6 lavori: Hannover, Charité Berlino, Ulm, Erlangen, oltre al lavoro di Spagnoli, e anche il lavoro sull'Lancet di 2 giorni fa, che dimostra che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa in realtà non c'è. Professore, lei dice che in Italia parlano in tanti e quindi poi questo crea anche sconcerto nella pubblica opinione, mentre negli altri paesi c'è un referente. Fauci, Whitty, Wallace, eccetera. Poi però in Italia abbiamo anche le regioni che si comportano diversamente, quindi voi AIFA avete dato un'indicazione che è stata ricevuta dai massimi livelli nazionali. Poi abbiamo la Campania che dice no, io non mi fido, quindi seconda dose AstraZeneca no. La Puglia che dice beh insomma se uno vuole farselo se lo fa. Le altre regioni che alcune si attengono, Veneto ad esempio non ha mai fatto, come diceva. Senta, non è compiacenza, ma lasciatemi dire che ante litteram il Presidente e l'assessore nel Veneto hanno capito che c'erano i dati sugli adenovirus, sui vettori adenovirali, e l'hanno sconsigliato. Quindi io dico però che di fronte a una minaccia pandemica, a una calamità naturale, qui ci sono i giuristi, l'articolo 120, qualcuno vi contesti, della Costituzione parla che in queste circostanze il federalismo, il regionalismo, siccome è una calamità che impegna tutta la nazione, il centro deve dare la regia. Ecco perché dico che in un caso come questo io avevo suggerito al Ministro che prendesse lui l'iniziativa, perché sanciva una volta per tutte che era lo Stato centrale che dava un'indicazione. Ci troveremo domani invece a dibattere, come diceva lei, il quesito del Presidente della Regione Campania, che non vuole fare l'eterologa e poi sta anche decidendo, sì, che fa solo Pfizer e Moderna, ma che in questo momento sospende le vaccinazioni in quella fascia di età. Cioè vi troverete come AIFA a discutere questo? No, come CTS della Protezione Civile. Grazie. Questo significa che potrebbero esserci dei provvedimenti, non so, potreste obbligare dell'INCA? Il CTS, diversamente, mentre l'AIFA è l'ente regolatorio e con sua delibera o decretazione prende una decisione, e le regioni la fanno loro. Il vicepresidente Moratti infatti ha tenuto fermo per 24 ore, si è attesa, gli ho comunicato ieri la decisione, quindi la determina che è andata in Gazzetta stamattina. Ecco, direi che il CTS invece della Protezione Civile, Presidente del Consiglio, è un organo consultorio, quindi non prende nessuna decisione, può solo dare consiglio. Io volevo chiedere invece un consiglio ai genitori di minorenni che abbiamo visto che non si ammalano, non mostrano sintomi anche se prendono il Covid per la stragrande maggioranza. Che consiglio dà? Vaccinare ugualmente? I rischi sono sempre i
vantaggio è sempre maggiore dei rischi. Allora, se parliamo dei rischi, entriamo nel campo dei rischi della vaccinazione dai 12 ai 15 anni. Sapete che come è stata prima l'FDA, poi l'EMA, poi l'AIFA, mentre la STICO è un organo parallelo, perché i tedeschi, oltre al Paul Ehrlich Institute, hanno la STICO, che è una commissione permanente sui vaccini. L'aveva anche il Ministero della Salute, ma quindi la STICO ha preso la decisione di non darlo dai 12 ai 15 anni, darlo solo a 12 categorie di soggetti con comorbosità, cioè Down, malattie cardiovascolari, altro immunodeficienze, oncologia, quindi neoplasie, in attesa, perché? Perché gli studi validativi erano fatti su 1100 adolescenti, che è un numero più che sufficiente per vedere l'efficacia, ma è un numero non del tutto sufficiente per vedere la safety. Infatti, come avete visto, con 20.000 soggetti vaccinati con il vaccino AstraZeneca non si erano visti questi effetti, si sono visti sul campo. Allora, cosa direi a una famiglia? Io direi che anche qui i dati si stanno accumulando. È uscito l'altro ieri il CDC che dimostra che su 10 milioni di vaccinati, Moderna e Pfizer, sono pochi i casi di reazione avversa. Avete sentito parlare della miocardite in Israele, ma erano tutti adolescenti, giovani, ma al di sopra dei 16 anni, con un'età media di 30 anni. Poi si sono studiate quelle miocarditi ed erano molto lievi, tutte regredite nel giro di 2 o 3 giorni, per cui è più grave la miocardite se uno si becca il Covid che no questa. E allora vorrei dire, e finisco, che vaccinarsi non è solo un diritto per la nostra salute, è un dovere per la comunità, e quindi in un momento di bassa prevalenza, dove cominciano a circolare delle varianti e sappiamo, indiana, non indiana, beta, gamma, a seconda di come la chiamata delta, sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace e l'hanno dimostrato, diciamo, esperimento sul campo gli israeliani vaccinando quasi tutta la popolazione, non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi da doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta delta o indiana nel Regno Unito sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti dell'età superiore a 85-90 anni. Quindi, voglio dire, è importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio, ed è il modo migliore di far fronte alle varianti. Signori, non vorrei monopolizzare, vi ringrazio e penso di avervi dato. Ecco, avete dunque sentito i contenuti della conferenza stampa che oggi il Presidente Zaia ha voluto fare qui a Palazzo Balbi, la sede della Regione del Veneto, invece che nella sede della Protezione Civile di Marghera. Ora stanno facendo la foto di gruppo, la classica foto di gruppo con tutti i membri del CTS di Veneto Sviluppo, e a breve potremo proprio interpellare il governatore Zaia per la consueta intervista insieme a lui e per potergli porre altre domande in merito. Ecco, possiamo andare. Ecco, ci sono gli ultimi saluti di rito, col pugno, col gomito, senza darsi la mano, come ormai è diventato d'abitudine nell'ultimo anno e mezzo. E quindi adesso possiamo fermare il governatore Zaia.
il comitato tecnico strategico che fa l'occhiolina al comitato tecnico scientifico, la scienza che illumina la politica, come sarà il Veneto del futuro? Beh, diciamo come accade ad esempio nella sanità, ci sono gli scienziati che danno la direzione, ovviamente danno le linee guida, dopodiché sta a noi, confrontandoci con gli operatori economici, decidere quale intraprendere. Presidente, ecco, serve una visione da qui a 10-15 anni, hanno detto. Ma è assolutamente necessario, visto e considerato che se ci giriamo indietro capiamo che chi ha avuto visione ha fatto crescere i territori, chi non l'ha avuta no. Abbiamo delle imprese eccezionali, dobbiamo solo fare in modo di non intrassare il traffico. Gli investimenti arrivano via Veneto Sviluppo, che è la finanziaria della Regione. Via Veneto Sviluppo, approfittando anche dei finanziamenti comunitari e non ultimi i fondi del Recovery Plan che vorremmo indirizzare affinché si cresca economicamente e si crei occupazione. Come lo vede il suo Veneto del futuro? Ma sicuramente innovativo, che guarda il futuro, rispettoso dell'ambiente, è un Veneto che vuole crescere ancora e vuole spiccare il volo dopo il Covid. Valutava che il recovery plan in pratica deve essere fatto con progetti che poi vadano accettati? Assolutamente sì, che siano reali, che non siano fuffa, che non siano dispersione di fondi e che creino occupazione e creino economia. È esattamente quello che ci creano le imprese e i cittadini. Presidente, la campagna vaccinale come sta procedendo, anche alla luce di quanto sta succedendo con AstraZeneca? Sta procedendo molto bene e diciamo che noi abbiamo 36.000 persone che hanno la necessità di fare la vaccinazione eterologa perché hanno meno di 60 anni e hanno fatto prima dose AstraZeneca, la seconda dose devono farla di Pfizer o Moderna. Sono stati vaccinati a marzo e sono le categorie essenziali fondamentalmente, forze di polizia e magari insegnanti e altri. Dall'altro noi andiamo avanti, voi sapete che abbiamo deciso fin dall'inizio di non vaccinare gli under 60 con i vaccini a vettore virale, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson, tranne pochi casi e noi siamo la regione con minore dosi inoculate sotto i 60 anni a livello nazionale. Lei cosa ne pensa di quanto dichiarato dallo suo collega De Luca in merito ad AstraZeneca? Ma guardi che io mi occupo del Veneto, non della Campania, e De Luca si occupa della Campania, non del Veneto. Grazie. Ecco, grazie. Avete dunque sentito le dichiarazioni del governatore Zaia, naturalmente non ha voluto dare una sua opinione in merito a quanto è stato dichiarato nelle ultime ore dal governatore della Campania di non somministrare AstraZeneca come seconda dose e poi tutto quello che riguarda la presentazione del CTS di Veneto Sviluppo che, come avete sentito, ha una visione da qui a 10-15 anni perché il nostro territorio ha bisogno di questo per poter anche fronteggiare, come ha detto l'assessore Marcato, eventuali altri disastri che potrebbero accadere ed essere pronti e preparati perché non si debba affrontare una situazione economica difficile come i 3 eventi citati proprio dall'assessore Marcato. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio per averci così condotti in questa presentazione del Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo. Vado subito a salutare e mi scuso per il ritardo con il Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora io partirei subito da qui, dalla presentazione di questo comitato tecnico strategico. Siamo abituati a parlare di CTS per la sanità, ora c'è un CTS anche per Veneto Sviluppo che ha questo compito, quello di monitorare, di capire quelle che sono le necessità delle aziende in questa fase di ripartenza e trasmetterle alla politica perché in tempi brevi vengano prese delle decisioni fondamentali in questo momento storico. Beh sì, è fondamentale, abbiamo bisogno di decisioni, la politica ha bisogno di qualcuno così che l'aiuti a prendere appunto queste decisioni. Forse un po' tardi, io da sempre avevo anche cose chiesto a Zaia che istituisse così un tavolo tecnico per poter ragionare su queste cose. E siamo di fronte alla ripartenza. Abbiamo parlato così di attività e questo centro e questo CTS o come si chiama ha delle prospettive un po' di medio e lungo termine. Ci sono alcune cose da fare
da fare subito, sicuramente da fare prima dell'arrivo dei fondi del Recovery Fund. Ecco, proprio perché c'è un Recovery Plan da prendere al volo e quindi servono, ha detto Zaia, dei progetti. Chi avrà dei progetti sulla carta vedrà i soldi, altrimenti si resterà all'asciutto. È un progetto, è un treno che passa solo una volta, si ferma solo una volta alla stazione del Veneto. Dovremo già aver avuto qualche cosa di pronto, ma la Regione non parte, ha già elaborato dei piani e ci sono comunque dei macro piani a livello nazionale. Abbiamo capito che la transizione economica avrà su tutto precedenza. Già ieri il ministro Cingolani parlava anche di interventi dedicati alla trazione elettrica, alle batterie per le automobili, quindi sicuramente andremo su questo, sul binario così dello sviluppo, e l'ha detto bene anche il Presidente Zaia, legato al nostro ambiente. Presidente, ci sono dei temi che vi riguardano da vicino in questa fase di ripresa da qui ai prossimi mesi. Uno su tutti è quello del blocco dei licenziamenti, con una delle proposte. Sappiamo che il blocco ha una scadenza, quella del 30 giugno, ma ci sono delle proposte, c'è una discussione all'interno dell'esecutivo per posticiparla, prorogarla al 30 settembre. Confindustria su questo non ci sta. Ma no, non ci stiamo, noi ci siamo stati. Il blocco dei licenziamenti ha avuto il suo perché nei momenti più gravi dell'epidemia, anche per così aiutare a una sorta di pace sociale. Oggi, almeno dall'osservatorio che abbiamo noi qui dell'economia in Veneto, le cose stanno andando abbastanza bene, ci sono alcuni settori in netta ripresa, c'è una dinamica che non riusciamo veramente a controllare, che non è quella dei licenziamenti, ma quella di avere risorse, di avere persone competenti. Noi abbiamo perso, secondo me, con questo blocco dei licenziamenti un'opportunità nel far transitare i lavoratori, quelli che erano nelle aziende a rischio anche prima della pandemia, per poterli in questo tempo così anche istruire a lavorare in aziende di tipo diverso, ma sappiamo bene che durante la cassa integrazione non è possibile fare ai dipendenti formazione, quindi il tutto si è bloccato, con una grandissima necessità di manodopera competente in tutta Italia, ma soprattutto nel nostro Veneto. Ecco, è un allarme che arriva da più fronti, quello della carenza di personale qualificato, ma in generale di personale che proprio a causa della pandemia magari ha lasciato quella che era la sua attività abituale, ha guardato altrove, però adesso quegli settori rimangono scoperti. Bene così, secondo me si è guardato in settori dove veniva meglio sfruttata la sua intelligenza, dove magari veniva pagato meglio. È giusto che ci siano anche queste migrazioni. Sappiamo che poi alcuni settori magari potranno essere in difficoltà, quindi saremo di fronte davanti un po' così una piccola rivoluzione dei posti di lavoro, ma se ci sono settori più attraenti anche per i lavoratori, è bene che vengano occupati. Presidente, questione Green Pass, se ne discute tanto, proprio Confindustria Turismo ha avuto un incontro con Save per il rilancio, per avere un po' il quadro della situazione dal punto di vista degli aeroporti. Si preme su questo Green Pass, per alcuni settori potrebbe essere una garanzia ulteriore, c'è però la preoccupazione che possa essere un boomerang. Come la vedete voi industriali questa opportunità, anche per chi poi nel mondo delle imprese deve viaggiare all'estero? Sì, al di là del turismo, ieri c'è stata la presentazione e l'incontro di questo Green Pass in Save con il mio delegato al turismo per quello che è così la necessità di alimentare quello che cosa sta riprendendo anche nella filiera del turismo. I flussi si stanno un po' alla volta stanno riprendendo, ma il Green Pass vuol dire soprattutto per le aziende esportatrici, e qui sappiamo cosa vuol dire nel nostro territorio l'export, avere la possibilità di mandare i propri dipendenti, i propri tecnici, i propri export manager in giro del mondo in sicurezza
per le aziende e prima di tutto poi per chi si deve spostare. Presidente, voi siete stati i primi a lanciare la proposta delle vaccinazioni in azienda, un feedback da questo punto di vista? È andato tutto quanto molto bene, la proposta nasceva così ancora a dicembre con il Presidente Zaia. Si pensava che i vaccini sarebbero arrivati un po' prima e quindi c'era subito stata la disposizione del mondo dell'impresa di aiutare nella somministrazione di questi vaccini. Un po' il rallentamento dei vaccini ha fatto sì che la macchina organizzativa regionale così potesse prepararsi meglio. Da qui, a parte qualche caso di hub vaccinale aziendale, devo dire la verità che la Regione su questo ha lavorato molto bene. Tutti noi che abbiamo potuto visitare uno di questi centri ne abbiamo potuto constatare anche l'efficienza, quindi diciamo che il mondo dell'impresa avrebbe potuto supportare qualora ci fossero stati dei problemi, una volta tanto che la macchina pubblica ha funzionato bene, quindi ben venga. Va sottolineato assolutamente. Grazie davvero Presidente, grazie a voi. Al Presidente Enrico Carraro, a presto, a risentirci, buon lavoro naturalmente anche a lei. Grazie al Presidente Enrico Carraro di Confindustria Veneto. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare di vaccini con un esperto, un infettivologo, subito dopo qualche minuto di pubblicità. Prima il meteo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'estate 2021 decolla, l'anticiclone africano si espande, i prossimi giorni saranno all'insegna di un tempo in prevalenza stabile e di un caldo intenso. Il dettaglio di martedì 15 giugno. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, su tutti i settori della nostra regione splenderà il sole. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per qualche occasionale addensamento in mattinata, ma del tutto innocuo. Venti localmente moderati, orientali, temperature in lieve aumento, clima caldo e afoso, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo più nuvoloso in mattinata, ampio soleggiamento con il passare delle ore e senza piogge. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime poi sui 24-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole e nulla di particolare insomma da segnalare. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta. Prima di salutare il mio prossimo ospite vi do un aggiornamento di cronaca con una tragedia che si è consumata molto probabilmente nella notte a Venezia, dove un turista è caduto dal quinto piano di un hotel in centro storico e purtroppo ha perso la vita. Il fatto è avvenuto come ho detto, probabilmente di notte. Perché dico probabilmente? Perché il corpo è stato scoperto solo questa mattina intorno alle 9, quando è stato dato l'allarme, ma probabilmente la tragedia si è consumata nella notte. Sta intervenendo per le indagini la polizia, che sta sentendo gli amici del ragazzo per ricostruire quanto accaduto. La vittima è un cittadino straniero di 22 anni precipitato dalla scala antincendio dell'hotel nel cortile interno. Nessuno al momento si era accorto di quanto accaduto. Solo questa mattina, come detto, intorno alle 9 è stato scoperto il corpo senza vita del giovane. Naturalmente tutti i dettagli questa sera nei nostri telegiornali. Adesso vado a salutare e lo ringrazio per essere con noi il dottor Federico Gobbi, infettivologo dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara. Buongiorno, ben ritrovato dottore.
Buongiorno a lei. Allora, iniziamo subito facendo un po' un quadro della situazione del Covid in questo momento nella nostra regione. I dati sono dati incoraggianti, quelli che ogni giorno la regione invia tramite Azienda Zero ci mostrano un quadro in netto miglioramento. Sì, assolutamente sì, direi che oramai sono diverse settimane che il trend è in continua diminuzione, quindi questo ci fa sicuramente essere felici di questo e moderatamente ottimisti. Ecco, bisogna sempre stare attenti perché il Covid ci ha stupito diverse volte, però nel momento in cui ci accingiamo adesso ad andare verso la bella stagione, quindi quasi totalità degli incontri avvengono fuori all'aperto e mano a mano c'è sempre una maggiore percentuale di popolazione vaccinata, ecco che piano piano vengono riaperte determinate attività e questo sicuramente contribuisce a non ritornare completamente alla vita di prima, ma avvicinarci notevolmente. Molti si chiedono, e ne ha parlato prima anche l'assessore regionale Caner, quando si potrà togliere la mascherina almeno all'esterno. Le temperature insomma si fanno calde, è un disagio, però è un'ulteriore garanzia questa, nonostante in altri paesi europei magari questo ostacolo sia già stato superato. Noi che cosa dobbiamo aspettarci, dottore? Sicuramente sì, anche perché col caldo d'estate bisogna vedere, la mascherina serve insomma una doppia funzione, ecco, quella di evitare di contagiarsi e di evitare di contagiare gli altri. Teniamo conto che se io sono all'aperto e cammino da solo e se le altre persone sono a più di 1 metro da me, la mascherina diventa dannosa perché a 30-35 gradi mi fa respirare di meno. È ovvio che nel momento in cui io mi avvicino a delle altre persone è opportuno anche all'aperto avere la mascherina. Però ecco qua entriamo anche soprattutto in un ambito di responsabilità individuale. Nel momento in cui uno cammina per strada fuori con una giornata ultra calda, è ovvio che non c'è alcun rischio. Il problema è quando ci si avvicina alle altre persone, così come quando si è, non so, in un locale pubblico, non so, c'è un ristorante, le persone mangiano ovviamente senza mascherina, nel momento in cui si alzano e vanno in bagno, vanno al bancone e si avvicinano potenzialmente a delle altre persone, indossano una mascherina. Ecco, io penso che possa essere, non è una questione di qualche giorno, però ecco, penso che a breve il fatto della mascherina all'aperto possa essere eliminata. Ecco, sarà fondamentale comunque mantenere tutte le attenzioni, non abbassare la guardia, perché come ha detto lei il Covid ci ha abituati davvero a tutto e in questo momento a preoccupare sono le varianti, in particolar modo la cosiddetta variante Delta. Le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna sono preoccupanti, anche se proprio pochi minuti fa il professor Palù a Palazzo Balbi ha spiegato come in Inghilterra in Gran Bretagna si sia deciso di fare una prima dose diffusa, dando poi, questa è la priorità, dando poi un secondo tempo passare ai richiami, e questo probabilmente potrebbe essere la spiegazione di questa recrudescenza della pandemia in quel territorio? Questo assolutamente sì, e poi abbiamo dall'Inghilterra dei dati in continuo aggiornamento. Dai primi dati che abbiamo sembra che la variante Delta, che il vaccino Pfizer, ad esempio, poniamo il vaccino Pfizer che è efficace al 95% nel virus classico, diminuisce lievemente con le altre varianti, quella inglese, l'alfa, la beta o la gamma, e rispetto alla delta la sua efficacia diminuisce ancora un poco, ecco. Però rimane sempre alta, intorno all'80%. Questo sembra dai primi dati di cui siamo in possesso. Per cui diciamo, è ovvio che bisogna monitorare, è ovvio che una variante si è selezionata e più contagiosa rispetto alle altre, perché darwinianamente ecco, insomma, si è isolata questa variante Delta che è più contagiosa della variante Alfa, perché se no non si sarebbe isolata. Va continuamente monitorata, però i dati di oggi ecco, sembrano indirizzarci un po' più verso la tranquillità, perché nel momento in cui le persone sono vaccinate con 2 dosi di vaccino, e come ricordava lei in Inghilterra la seconda dose di AstraZeneca viene fatta dopo 3 mesi, ecco, quindi questo contribuisce sicuramente a rendere la patologia, nel momento in cui uno
si dovesse infettare lo stesso nonostante le 2 dosi, sicuramente è meno grave, è difficile che sia ospedalizzato e ahimè che abbia delle complicanze. Per cui c'è da monitorare, però ecco, i dati di oggi sembrano un pochettino più rassicuranti rispetto a quelli delle ultime settimane. Ecco, è fondamentale completare il ciclo vaccinale, quindi fare il richiamo magari posticipando la partenza per le vacanze. Sappiamo che alcune ULSS sono bombardate da richieste di cittadini che stanno spostando il richiamo per proprio poter partire per le vacanze. Capiamo che questa diffusione delle varianti gioca molto sulle tempistiche del richiamo. Questo assolutamente sì, ecco, dobbiamo conciliare 2 cose. Ci sono persone che, tantissimi che non sono potuti andare in vacanza l'anno scorso e che adesso con le condizioni attuali vogliono andare in vacanza. Teniamo anche conto della parte psicologica, ecco, perché il Covid ci ha toccato un pochettino tutti e quindi sono anche importanti queste cose, si riferiscono lo stesso alla salute. È ovvio che la seconda dose di vaccino è importante, qui io penso che sia importante l'elasticità. Se io faccio una seconda dose 3 giorni prima, 4 giorni dopo non succede niente, non è il qualche giorno prima o qualche giorno dopo, per cui ecco, ci si cerca di venire incontro, ovviamente dando la priorità al vaccino, ma nel momento in cui magari c'è bisogno un po' più di elasticità da parte delle regioni, penso che sia fondamentale, sia per venire incontro anche alle esigenze delle persone che vogliono andare in vacanza e sia anche per tutto il personale che lavora nel settore turistico. Si possono conciliare le 2 cose, ecco. Anche perché quando parliamo di 42 giorni o 3 mesi non è che è esattamente quel giorno lì, qualche giorno più, qualche giorno prima, qualche giorno dopo non cambia nulla. Collegandoci proprio al discorso del richiamo, la domanda è d'obbligo dopo il caos AstraZeneca, dopo le nuove decisioni, indicazioni per meglio dire del Comitato Tecnico Scientifico, ovvero quello per gli under 60 che avevano fatto la prima dose con AstraZeneca, richiamo solo con Pfizer o Moderna, ovvero la vaccinazione eterologa che spaventa molti cittadini che al momento in cui hanno ricevuto il messaggio che li avvertiva del cambiamento di vaccino hanno rifiutato il richiamo, preoccupati da quelli che potrebbero essere le conseguenze nonostante le rassicurazioni che arrivino dal mondo scientifico. Cosa possiamo dire a questi cittadini? Ma innanzitutto che comunque anche la seconda dose del vaccino AstraZeneca, secondo quanto sappiamo a livello scientifico, implica meno effetti collaterali rispetto alla prima, ma il fatto di utilizzare una seconda dose, in questo caso di Pfizer o Moderna, ci sono già degli studi che sono in atto adesso e sono stati appena poco pubblicati e che sembrano andare, ovviamente i numeri non sono migliaia di persone, però sembrano andare nella direzione comunque dell'efficacia del vaccino e l'effetto collaterale comunque non è che cambia, nel senso che se io faccio una seconda dose di Pfizer mi riferisco agli effetti collaterali di Pfizer, per cui tendenzialmente dovremmo abituarci anche in futuro. È molto probabile che negli anni futuri ci si rivaccinerà periodicamente, magari i vaccini siano diversi, per cui non è un'eresia quella di vaccinarsi con una dose di un vaccino e successivamente, anche perché questa cosa viene fatta proprio per ovviare anche a quel minimo rischio di vaccini come AstraZeneca, insomma, per evitare quel rischio di 1 a 100.000. Per cui non vedo da parte mia dei problemi a fare una seconda dose di vaccino diversa da quella che è stata la prima. Tantissime volte nel corso di questa pandemia il mondo scientifico ha preso determinate decisioni perché devono essere prese in questo momento e non potendo aspettare vedere anni di studi, perché il momento critico è quello di adesso. All'inizio in Inghilterra avevano vaccinato con una dose sola e questo andava contro quelli che erano gli studi scientifici, perché avevamo solo studi scientifici con 2 dosi, ma prima che arrivassero le varianti questo ha contribuito notevolmente a ridurre il peso del Covid in Inghilterra. Per cui ecco, noi possiamo dire che fare una seconda dose di vaccino eterologa, ce lo dice, c'è anche l'AIFA, ce lo dice EMA, non costituisce un problema. È ovvio che come tutto va monitorato, però assolutamente è una cosa che viene fatta proprio per ridurre ancora di più i rischi per la popolazione. E dovremmo abituarci, mi sembra di aver capito, un po' a quello che accade con l'influenza, quindi ogni anno rinnovare il vaccino. Quindi mi sembra di capire che nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, la terza dose si farà, ci sarà, anche se appunto al momento indicazioni da questo punto di vista certe non ce ne sono. È probabile, sì, certezze qua non ne abbiamo ed è verosimilmente probabile che le dosi future saranno con i vaccini mRNA messaggero, perché
sono molto più facili si fa dei piccoli cambiamenti, qua entriamo nella parte tecnica, però è molto più facile fare dei piccoli cambiamenti, e probabilmente quelli che usciranno nei mesi futuri saranno ancora più efficaci verso le varianti. Quindi è verosimile che soprattutto le persone più esposte, come il personale sanitario, le persone più anziane o le persone più fragili, in futuro possano essere sottoposti a una terza dose. È ovvio che il vaccino, parliamo sempre di una manovra medica, che quindi ha dei rischi e dei benefici, però compatibilmente con quelli che saranno gli studi all'epoca si valuterà se i benefici sono superiori ai rischi, si darà l'indicazione per fare una terza dose. Grazie dottore, grazie per averci chiarito alcuni aspetti molto importanti che stanno creando un po' di confusione. D'altronde è inevitabile con questo susseguirsi di notizie tra i cittadini. Abbiamo tranquillizzato, abbiamo spiegato molto bene che cosa significa il richiamo e vaccinarsi in questa fase. Grazie davvero al dottor Federico Gobbi, infettivologo dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara. Grazie dottor Gobbi, a presto, a risentirci. Grazie a lei, buona giornata a tutti. Grazie, buon lavoro, e noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Ho indossato la mascherina perché mi ha raggiunto in studio un ospite che vi presenterò nella seconda parte della nostra diretta, quando parleremo di sanità nella straordinaria A3, ma concludiamo questa prima diretta con un altro focus sul mondo dell'agricoltura, ma soprattutto degli agriturismi. Allora vado subito a salutare, a ringraziare, e mi scuso anche con lui per il ritardo nel collegamento, con Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso. Buongiorno e ben ritrovato, presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora Presidente, partiamo un attimo con una fotografia della situazione degli agriturismi, altro settore che ha sofferto, che si è rimesso in moto e che adesso punta molto sulla stagione estiva, perché sappiamo come la struttura dell'agriturismo, la realtà degli agriturismi sia una scelta spesso fatta dai turisti, soprattutto stranieri. Allora le chiedo, come vanno le prenotazioni soprattutto dei turisti che arrivano da fuori i confini italiani? Guardi, se me l'avesse chiesto un mese fa avrei avuto un atteggiamento molto più prudente e più negativo da alcuni aspetti, perché sicuramente una certa ripresa si era già vista, ma comunque era lenta, un po' timorosa, sì, cominciavano ad arrivare delle prenotazioni, ma sempre molto col contagocce. Viceversa, negli ultimi paio di settimane le cose sono cambiate notevolmente, abbiamo visto una ripresa importante delle prenotazioni, soprattutto dei clienti diciamo storici, ma vediamo molto movimento e abbiamo un segnale estremamente positivo finalmente di quello che potrebbe essere l'andamento della stagione estiva. Maggio in definitiva non è andato male, giugno si sta presentando bene, molto bene, luglio, agosto mi danno notizie anche positive su settembre, per cui diciamo che le premesse sono buone finalmente. Certamente speriamo che tutto proceda in un certo senso. Abbiamo sentito anche poco fa il dottore che ci parlava di queste varianti che potrebbero potenzialmente creare dei problemi. Ecco, mi auguro proprio che questo non accada, perché ovviamente se l'andamento è positivo bisogna che i turisti sappiano che ci si può muovere liberamente, che non ci siano timori di eventuali ricadute. Diciamo che le premesse sono positive, stanno diventando veramente positive anche per questo settore. Quindi diciamo che le decisioni a livello centrale del governo, quello di togliere il coprifuoco, quello di permettere di ospitare i clienti anche all'interno delle strutture, è arrivato oltre i confini del nostro paese, presentando un'Italia sicura dal punto di vista epidemiologico e quindi anche di un'estate sicura da un lato, ma allo stesso tempo senza privarsi di quelle che sono le gioie della vacanza in senso stretto. No, non c'è dubbio. Poi bisogna anche dire che tutti gli agriturismi, così come qualsiasi struttura ricettiva, osservano tutta una serie di procedure di molta attenzione, ovviamente il distanziamento, tutto quello che ne compete. Ovviamente negli agriturismi è più difficile avere degli assembramenti, ma anche laddove ci siano delle situazioni con più posti letto, eccetera, vengono rispettate le procedure di distanziamento, ognuno ha la sua parte ovviamente non solo di edificio ma anche di giardino, di piscina e tutto, in modo che tutti siano salvaguardati.
diciamo che le notizie che sono arrivate, sia le regole nuove da parte del governo centrale, sia tutto quello che sta succedendo in giro per Europa, è tutto un segnale positivo che ci permette di guardare con molto ottimismo, insomma, al proseguo della nostra estate. Finalmente c'è tanta voglia di ripartire, in alcuni casi forse un po' eccessiva, bisognerebbe essere sempre un pochino prudenti, ma in ogni caso diciamo che i segnali sono veramente positivi dal nostro punto di vista. Quest'anno in valigia, insieme a tutto quello che solitamente mettiamo, dovrà starci anche il certificato, il Green Pass. Per molti un'ulteriore garanzia di una vacanza sicura, per qualcun altro invece potrebbe essere un deterrente dello scegliere di viaggiare. Come lo vedete invece voi, un'opportunità o un ostacolo? Il Green Pass potrebbe essere un'opportunità, nel senso che è un documento a livello europeo riconosciuto da tutta l'Europa in cui si permette alle persone di girare liberamente. Il tema forse è che questo meccanismo del Green Pass sia molto veloce, automatico, che non sia una burocrazia che si aggiunge a quella attuale. Sappiamo che il governo ne dovrebbe deliberare in merito giovedì prossimo. Io spero che l'attuazione sia semplice, meccanismi molto veloci che non si aggiungono a già i certificati che potremmo avere facendo i tamponi o altre cose. Deve essere un meccanismo magari tra smartphone o qualsiasi tipo di tecnologia che ci permetta di averlo rapidamente e poterlo poi esporre velocemente. È un documento che ci aiuta per poter viaggiare liberamente con estrema sicurezza e forse una garanzia anche per tutti. Attualmente ancora non lo stiamo chiedendo, ma ovviamente appena verrà deliberato in merito sarà un'ulteriore aggiunta di sicurezza per tutte le attività di ricezione e poi insomma sarà un ulteriore segnale positivo per il turismo soprattutto europeo ma anche internazionale. La Regione Veneto ha aperto poco tempo fa delle slot, come si chiamano in termini tecnici, ovvero dei posti per la vaccinazione per gli operatori turistici. Anche questa è una garanzia e un servizio fondamentale che riguarda proprio anche chi è impiegato all'interno della realtà degli agriturismi. Sì, molto spesso sono anche giovani, per cui avrebbero dovuto magari aspettare un po' di più. In questo modo riusciamo a accelerare un po' il sistema e proprio loro che saranno più a contatto poi con le persone, con i turisti che arriveranno, avranno la possibilità di essere vaccinati per la sicurezza loro ma soprattutto anche per gli altri e quindi è stata una decisione sicuramente positiva, è stata riconosciuta in tal senso da tutti gli operatori. Credo che per la nostra regione che si basa molto anche sul turismo sia un segnale assolutamente positivo. Presidente, l'ultima domanda si riaggancia all'apertura della nostra diretta iniziata con anticipo per seguire la presentazione del Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, che avrà il compito con degli esperti di vari settori di delineare alla politica, di dare alla politica le indicazioni su quelle che sono le priorità per le aziende in questo momento di ripartenza, fondamentale per il mondo dell'impresa ma anche per il mondo dell'agricoltura, nonostante sia forse quello che ha sofferto meno delle chiusure, del lockdown, delle zone rosse, ma che comunque ha bisogno di ripartire per essere competitivo e per essere sul mercato mondiale. Guardi, un altro elemento di raccordo con la politica che potrebbe essere sicuramente positivo. Ho sentito prima il Presidente degli Industriali affermare la stessa cosa. Anche per noi che siamo poi delle aziende economiche che ci dobbiamo confrontare sul mercato, abbiamo bisogno che poi le nostre esigenze, i nostri problemi poi vengano subito, velocemente passati alla politica. Lo facciamo come associazioni, ma se ci fosse anche un comitato strutturato che direi quasi giornalmente cerca di monitorare la situazione, è sicuramente un elemento positivo. D'altronde l'agricoltura sì, sicuramente ha continuato a rimanere attiva anche nel momento del lockdown, però non ci dimentichiamo che noi siamo anche grossi produttori, esportatori di merci, di prodotti e abbiamo sofferto tantissimo, per esempio sulla chiusura dei canali Orecaccia, dei ristoranti, delle enoteche, di tutto quello che ne consegue, per cui anche le nostre aziende hanno subito grossi danni, riduzioni di fatturato importanti
insomma il 2020 è stato un anno pesante per tutti, c'è chi ha sofferto sicuramente di più, ma seppur a macchia di leopardo, però anche nel nostro settore i nostri risultati negativi li abbiamo avuti e il 2021 diventa fondamentale per cercare di recuperare tutto il terreno perso nel 2020. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo per il suo contributo, per il suo intervento e ci riaggiorniamo magari nel corso di quest'estate per tirare un po' più le fila della situazione. Grazie davvero al Presidente di Confagricoltura Treviso, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi. A presto e grazie ancora, buon lavoro. Grazie, arrivederci. E dunque questa nostra prima parte di edizione straordinaria, questa edizione straordinaria si chiude, è iniziata alle 11:15 per documentare ancora una volta in diretta un importante passo della Regione Veneto al fianco delle aziende, in questo caso con Veneto Sviluppo, con la presentazione del Comitato Tecnico Strategico, un gruppo di figure, docenti, professori che insieme cercheranno di indirizzare la politica su quelle che sono le necessità delle aziende in questa fase delicata di ripartenza, con un occhio naturalmente puntato al recovery plan. Questo insomma è stato il tema di questa nostra edizione straordinaria. Adesso noi lanciamo la sigla e poi ci ritroviamo tra pochi minuti con la straordinaria A3 per parlare insieme alla dottoressa Arianna Veronesi di un tema molto importante che è quella della donazione delle nuove frontiere terapeutiche. Dunque sigla, ci vediamo tra pochissimo con Straordinaria 3. Rieccoci, buongiorno, straordinaria A3 dedicata alla salute. Insieme a me la vado subito a salutare, la ringrazio per essere con noi, la dottoressa Arianna Veronesi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Insieme alla dottoressa Veronesi parleremo dell'importanza della donazione e delle nuove frontiere terapeutiche, un tema molto importante. Quando si parla di donazione si parla di salvare delle vite umane. Allora dottoressa, andiamo con ordine. Prima ricordo da casa lo 0422 1628 332 per intervenire in diretta e fare domande alla nostra ospite. Allora dottoressa, cerchiamo intanto di capire che tipologie di donazioni esistono. Spesso si conosce la donazione del sangue, la donazione del midollo, degli organi in caso di decesso. Facciamo un po' di ordine e partiamo proprio da là per arrivare poi alla conclusione del nostro ragionamento. Sì, ringrazio intanto della domanda, giusto appunto per fare chiarezza. Numerose sono le tipologie di donazione, innanzitutto da vivente o da cadavere. Noi tratteremo solamente quelle da vivente e quelle ascrivibili al nostro servizio, che è il servizio di medicina trasfusionale. Diciamo che in primis la donazione che tutti quanti conosciamo e comunque quella più comune è la donazione di sangue intero. Colgo l'occasione per dire che in questo momento c'è a Roma una promozione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata mondiale della donazione di sangue del donatore. Sono 2 giornate, ieri e oggi, che sono state fortemente volute come promozione dall'OMS e che sono state recepite a livello dei singoli stati e quindi anche dall'Italia attraverso il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Partnership in questa tipologia di promozione ovviamente il mondo delle associazioni, dalle più grandi alle più piccole, non per questo meno importanti. La donazione di sangue può essere una donazione unica, nel senso che si dona sangue intero e
dopo viene successivamente lavorato e quindi scomposto nei singoli emocomponenti, per cui plasma, sangue filtrato e piastrine, oppure può essere una donazione dedicata feretica o solo di piastrine o solo di plasma, quindi dei singoli emocomponenti. Poi c'è il combining, cioè la donazione multipla, ovvero il multicomponent, per cui contestualmente con la stessa donazione il soggetto può donare o globuli rossi e plasma o globuli rossi e piastrine o anche doppie piastrine o plasma piastrine. Ecco. Perché questa varietà di tipologie di emocomponenti? Perché l'approccio terapeutico a livello clinico, a livello chirurgico e interventistico può essere di richiesta mirata, ovvero il paziente può per esempio trovarsi in uno stato di shock, per esempio in pronto soccorso legato a traumatismi, e quindi necessita di emazzi, i famosi zero negativi, e quindi che devono essere distribuiti con modalità urgentissime a volte, quindi senza uno screening, senza un type, quindi senza un test di prove di compatibilità. Ovviamente il medico sul campo valuta il rischio-beneficio di esporre il paziente verso una trasfusione diciamo non crociata, quindi non tipizzata. Per quanto riguarda la lavorazione, prevede anche la formazione di emocomponenti che vengono chiamati di secondo livello, ovvero il siero collirio e ancora il gel di piastrine e il plasma ricco di piastrine. Questi sono emocomponenti che vengono utilizzati per esempio nella gestione delle ulcere da per esempio piede diabetico, oppure vengono utilizzati per patologie di tipo oftalmologico, il siero collirio. Quindi diciamo che l'applicazione a livello ospedaliero ma anche territoriale è estremamente variabile, e il sangue non è un materiale che si fabbrica, e quindi il donatore è una fonte assolutamente preziosa ed è una fonte che deve essere tenuta in considerazione. Questo perché ovviamente rappresenta la biodisponibilità del prodotto. Ovviamente il donatore deve rispettare determinati canoni per l'idoneità alla donazione, perché sono canoni fra le altre cose definiti per legge, quindi i criteri di idoneità sono rappresentati per esempio ovviamente dalla maggiorità, poi dalla pressione, quindi dall'emoglobina. Questi sono i criteri maggiori, e poi ovviamente gli stili di vita adeguati, mancanza di comorbidità e quindi di patologie associate che lo renderebbero non adeguato. Altre tipologie di donazioni sono rappresentate, e cambiamo quindi il contesto, sono rappresentate dalle donazioni di cellule staminali. Io la fermo un attimo, dottoressa, perché collegandoci un attimo a questa, la donazione del sangue, noi sappiamo quanti diciamo così appelli siano arrivati durante questo periodo di pandemia, perché si faceva fatica anche il donatore classico ad avvicinarsi a quello che era il mondo dell'ospedale per donare il sangue, quindi c'è stata una grossa emergenza legata al sangue. Si sta recuperando adesso? Allora, per quanto riguarda l'anno pandemico, questo anno horribilis, è stato, devo dire, c'è stata una forte comunque intesa tra il mondo ospedaliero sanitario e il mondo appunto del volontariato, per cui agli appelli sono sicuramente conseguiti anche i risultati. Prontamente
I donatori, una volta appunto chiamati su chiamata programmata in urgenza, hanno risposto agli appelli, devo dire. E questo grazie anche alla forte rete di organizzazione territoriale che la Marca Trevigiana ha appunto a livello distrettuale. Si deve assolutamente ringraziare il donatore perché nonostante la pandemia, nonostante immagino i timori, comunque è riuscito a compiere questo atto nobile che è appunto l'atto della donazione, perché ovviamente la valenza etica del dono del sangue è una valenza che eleva la persona e quindi non c'è pandemia, come dire, che tenga. Per fortuna hanno risposto agli appelli, c'è stata una leggera deflessione che però appunto è stata assolutamente contenuta. Diciamo che siamo già in ripresa perché nel 2021 abbiamo un trend in tendenza positivo, quindi se non prendiamo in considerazione il 2020 ma ci rapportiamo al 2019 che era un anno standard pre-pandemico, possiamo dire che se erano 50-51 mila le unità di sangue raccolto, la tendenza è al 31/12, se così rimangono le donazioni, di arrivare addirittura a 53.000, quindi una buona cosa. A livello nazionale la deflessione più o meno ricalca quello che è stato a livello locale, un meno 3,4%. Complessivamente a livello nazionale sono state circa 30 milioni di donazioni e il trasfuso, quindi il paziente, ha ricevuto circa 28 milioni di unità di sangue. Ecco, diciamo che in questo anno pandemico il servizio di medicina trasfusionale è riuscito anche ad sopperire ad una richiesta che la Regione ha dato, cioè quello della costituzione della biobanca del plasma iperimmune. Quindi è stato implementato, attivato, costruito un nuovo filone all'interno del trasfusionale con un nuovo prodotto, con un codice internazionale nuovo, definito e in questo modo selezionando i donatori, ovviamente donatori o pazienti che avevano preso il Covid e che poi erano guariti, quindi avevano all'interno del proprio organismo un reservoir anticorpale che poteva essere utilizzato giusto appunto per pazienti verso i quali la terapia, voi sapete, diciamo era antinfiammatoria, era legata al cortisone, quindi l'uso di una sieroterapia immunizzante passiva poteva sicuramente altro che fare bene, ecco, perché dava l'anticorpo specifico antispike al soggetto. Il plasma iperimmune è stato dato a circa 300 pazienti della Marca Trevigiana, all'appello hanno risposto oltre a 3.000 persone guarite da Covid e poi la selezione via via da legge ha determinato una biobanca intorno alle 400-450 unità di plasma iperimmune. Questo è ad indicare quanto il valore etico e il senso del dono è radicato nel donatore, insomma, ecco, che si è reso disponibile. Certo, ed è fondamentale, sappiamo quanto il popolo veneto sia solidale. Si continua a raccogliere questo plasma, dottoressa, anche in questa fase diciamo più tranquilla, incrociando le dita? Sì, non ci sono stati ordini diversi, per cui comunque abbiamo giornalmente persone che ci contattano, che contattano il servizio della medicina trasfusionale per rendersi disponibili avendo superato il Covid. Quindi la donazione continua e la raccolta del plasma iperimmune pure. Speriamo di non doverlo usare. Però è una garanzia, diciamo, in uno scenario che ci auguriamo tutti non si verifichi più, però in uno scenario insomma di nuova recrudescenza questo è un patrimonio che abbiamo ed è fondamentale. Sì. Dottoressa, torniamo alla donazione. Lei prima accennava a quella che è la donazione con le cellule staminali. Sì.
Cosa, innanzitutto si sente tanto parlare di cellule staminali, però cerchiamo di chiarire che cosa si intende per cellule staminali. Sì, allora innanzitutto le cellule staminali possono, diciamo, originare da più fonti. Sono fonti dal midollo osseo, dove sono appunto lì allocate, oppure dal cordone ombelicale, okay? Oppure si possono raccogliere previa mobilizzazione dalla periferia con una raccolta aferetica. Quando si parla di cellule staminali si parla di cellule immature, cioè totipotenti, ovvero capaci di differenziare verso i lineage emopoietici, quindi di differenziare verso le piastrine come elemento terminale piuttosto che i megacariociti, piuttosto che i globuli rossi o appunto gli elementi definiti globuli bianchi, distinti nelle varie sottopopolazioni. La cellula staminale emopoietica totipotente ha anche la capacità di mantenere il parco delle cellule staminali, per cui da una cellula madre si dividono e si originano due cellule figlie, una si automantiene nel parco, la seconda appunto si sdifferenzia. La marca trevigiana ha una struttura all'interno del servizio di medicina trasfusionale che la contraddistingue, cioè la banca del sangue cordonale. Quindi è una marcia in più che ha questa provincia e che ha questo ospedale per poter garantire una trapiantologia anche che riguarda la fascia pediatrica. Ecco. Le cellule che derivano dalla donazione di sangue cordonale sono cellule che sono più immature e quindi risultano essere molto ben tollerate nei soggetti riceventi, e quindi questo implica anche che viene gestita meglio il cosiddetto rigetto, la reazione da rigetto. La numerosità di cellule che viene raccolta dipende anche molto dalla metodologia di raccolta stessa in sala parto, perché dipende, naturalmente i criteri ostetrici sono in primis salvare e tutelare la salute della madre e la salute del bimbo, dipende ovviamente dalle situazioni che via via appunto si vengono a verificare. Questo per quanto riguarda la fonte cordonale. Diciamo che come CBU appunto abbiamo circa in questi ultimi 3-4 anni raccolto circa un centinaio di sacche l'anno scorso è stato effettivamente un periodo molto particolare, proprio perché anche le mamme avevano un percorso Covid free, e quindi pur essendo un LEA, la raccolta di sangue cordonale, ovviamente anche in questo caso la priorità era legata alla pandemia. Ecco. Invece per quanto riguarda la fonte classica, questa è una fonte legata alla raccolta delle cellule staminali da biopsia osteomidollare, quindi proprio dall'osso, dall'osso, per ottenere il sangue midollare o appunto midollo rosso delle ossa. E qui il paziente, il donatore, viene appunto sottoposto o a una anestesia generale oppure parziale epidurale, e numerose sono le biopsie osteomidollari che vengono appunto effettuate sulla cresta iliaca posteriore in relazione ovviamente al peso del ricevente, e in questo modo si ottengono le staminali che poi verranno appunto entreranno nel processing facility e quindi verranno lavorate e quindi conservate, crioconservate. L'ultima modalità di raccolta delle staminali è da aferesi, per cui attraverso una semplice venipuntura applicata, ovviamente l'ago applicato ad una macchina definita, la staminoaferesi viene effettuata su un paziente che viene mobilizzato, nel senso che normalmente le cellule staminali in un soggetto normale, non affetto da patologie ematoncologiche, la circolazione di queste
cellule è molto bassa, loro circolano intorno allo 0,01-0,05, ma però diciamo hanno un homing molto importante, quindi rientrano dalla periferia verso il midollo. Prima di sottoporre il soggetto che deve essere sottoposto ad autotrapianto a questa raccolta, quindi si deve far sì che le cellule dal midollo escano per poter essere raccolte attraverso la venipuntura. Ci sono dei protocolli che favoriscono appunto la mobilizzazione. Il timing di raccolta è legato appunto ad un monitoraggio citofluorimetrico delle cellule che staminali sono marcate con un particolare marcatore di superficie che viene chiamato CD34, e quando il picco delle 34 è all'acme si fa la raccolta di solito in quinta giornata. Le cellule poi vengono lavorate, conservate, chiroconservate e reinfuse al momento opportuno nel paziente. Anche in questo caso i trapianti che noi abbiamo fatto, perché la medicina trasfusionale afferisce all'interno del programma trapiantologico dell'ematologia del cafoncello, in questi ultimi anni, 4, questi sono i dati più diciamo recenti, ha eseguito circa 400 trapianti, autotrapianti, quindi di pazienti che sono stati soggetti che erano affetti da patologie mielomatose, quindi mieloma multiplo, piuttosto che soggetti affetti da patologie linfomatose come linfoma di Hodgkin o non Hodgkin. Abbiamo una telefonata in linea di un telespettatore, dottoressa, quindi la interrompo un attimo. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Io volevo fare una richiesta alla dottoressa, che i donatori devono essere trattati anche bene perché continuino a donare il sangue. Se è una risorsa devono essere trattati, coccolati, non come stanno facendo negli ultimi anni, specialmente anche con il buono che danno a fine donazione, con nome, cognome, di tutto quanto, da portare al bar. La privacy dov'è? Da nessuna parte, è solamente per il cittadino, per una cosa. Però quando la pubblica amministrazione deve tutelare gli interessi dei propri donatori, non lo fa. Grazie, prego dottoressa, se vuole replicare. Replico in questo modo. Alla donazione normalmente per legge risulta essere previsto un piccolo ristoro. Ora, una volta le strutture avevano si chiamano le cucinette, i punti ristoro interni, adesso invece naturalmente è cambiato, quindi alla bistecca, perché una volta si dava appunto la bistecca al sangue, adesso si preferisce, anche proprio per un discorso di igiene e di quant'altro, dare il buono al donatore che appunto si reca al bar all'interno, situato all'interno dell'ospedale, per consumare ciò che vuole. Quindi direi che da questo punto di vista un salto di qualità non indifferente, perché in primis la bistecca post donazione comunque faceva anche male, perché aveva un effetto di vasocostrizione, cioè il sangue arrivava tutto allo stomaco perché doveva digerire, aveva già donato 350 cc, molti erano le persone che appunto nelle cucinette stavano male, quindi il salto di qualità, io credo, è da un punto di vista qualitativo che diciamo di sicurezza viene attuato qui come dappertutto, quindi non è che abbiamo fatto niente di nuovo, ecco, ci siamo solo allineati. Diciamo che donare significa farlo senza un secondo fine, farlo solo per il piacere di aiutare gli altri, quindi insomma credo che questo, anche il buono in sé, sia un surplus, ma che non debba essere la condizione per andare a donare. No. Donazione significa farlo con il cuore, perché si sa che si salvano delle vite umane, lo stiamo capendo grazie alla dottoressa quanto sia importante donare. Allora dottoressa, abbiamo fatto il punto su quelli che sono vari tipi di donazioni, midollo osseo e
tramite o da aferesi. Quando si parla di donazione del midollo osseo spesso crea qualche preoccupazione il pensiero di donare il midollo. In realtà è una procedura che non ha conseguenze per il donatore, sto parlando naturalmente. Allora, intanto anche in questo caso specifico ci sono dei criteri di selezione, quindi tutti possono accedere, rimangono aspiranti, quindi la prima fase ovviamente consiste nella compilazione di una modulistica che è definita come schema tipo dall'IBMDR, quindi dal registro del midollo osseo nazionale, e questa modulistica ovviamente viene aggiornata via via in relazione alle nuove linee guida oppure alle eventuali atti pandemici oppure a nuovi patogeni emergenti come criteri di inclusione e o di esclusione. Basti pensare per esempio lo Zika piuttosto che appunto il West Nile, sono tutte quante situazioni che 30 anni fa non comparivano nella modulistica dell'IBMDR, quindi le condizioni anche ambientali sono completamente stravolte in questo momento storico. Alla selezione diciamo cartacea, quindi con una documentazione e dichiarazione della propria storia anamnestica, segue poi una visita dettagliata e quindi in prima battuta, se appunto si supera l'idoneità medica, si effettua una semplice donazione, un semplice prelievo di sangue. Sono 2 provette, quindi con un ago normalissimo, e le 2 provette poi vengono date al laboratorio di istocompatibilità, e anche in questo caso la struttura del cafoncello all'interno del servizio della medicina trasfusionale risponde a quanto richiesto, perché abbiamo il laboratorio di istocompatibilità per la tipizzazione dei donatori, non solo per tutta la provincia di Treviso ma anche per la provincia di Belluno, quindi un bacinetto d'utenza non poco indifferente. Se questa prima tipizzazione va a buon fine e quindi non ci sono problemi di ripetizione quindi che implicano una richiamata del donatore, il dato, il profilo genetico del donatore, cioè questo sistema maggiore di istocompatibilità che dà appunto poi seguito al cross match e quindi alle prove di tipizzazione per il ricevente, viene inserito nel registro. Come è organizzata la rete dell'IBMDR? È organizzata in questo modo a livello regionale, ci sono le diverse banche, nella regione Veneto ne abbiamo 3, Treviso, Verona e Padova, e queste banche hanno a loro volta la confluenza, come tutte appunto le banche distribuite nelle varie regioni, a Genova, nel Gaslini, e quindi dove c'è il portale nazionale e questo poi ha la open door verso il resto del mondo. Ovviamente quando ci sono appunto dei riceventi probabili si va in cerca del profilo più compatibile, e quindi quando si verifica il cross, cioè il match, si richiama il donatore, e allora il donatore viene sottoposto ad un'indagine che viene chiamata di secondo livello ed è sempre appunto un'indagine tipo venipuntura. Ora dobbiamo dire che queste chiamate non è che se io mi iscrivo oggi ce l'ho domani, magari uno rimane iscritto tutta la vita e va fuori addirittura dal range di chiamata. Magari alcuni sono più fortunati perché il profilo genetico risulta essere più compliante e quindi magari hanno più candidati riceventi probabilmente compatibili. Ecco. Può essere anche che a distanza di anni un donatore, quando viene richiamato, ritiri il consenso perché magari ha cambiato lo stile di vita, perché magari è successo un problema sanitario, perché magari è diventato anche testimone di Geova, per cui cioè, la filosofia di vita cambia, e quindi anche se ci si iscrive non c'è problema, perché l'idoneità finale viene data nel momento
in cui si trova il donatore, e poi al secondo ce n'è un terzo di indagine, e solo allora appunto poi quando si è sicuri, si è certi, si porta in sala sterile il ricevente, che nel frattempo viene sottoposto alla total body irradiation, cioè quindi viene completamente irradiato e quindi pronto poi per l'espianto. Allora l'espianto come avviene del donatore? Può essere o in sala operatoria e quindi con un epidurale, oppure, come dicevo prima, può essere, di solito si preferisce, una anestesia totale, perché insomma è una procedura un pochino lunga, dipende anche dal peso del soggetto, quindi la quantità di materiale che viene come dire aspirata varia, molto variabile. Quindi il tempo che passa tra la donazione e poi il ricevere il midollo, possono passare dei giorni o deve essere immediata? Non può essere conservato come immaginiamo? Deve essere diciamo contestualizzato e sincronizzato, ecco, diciamo così. Quest'anno pandemico le donazioni, con il problema delle dogane, perché si doveva trovare la zona covid free eccetera eccetera, è stato veramente una debacle, nel senso sono stati effettuati lo stesso, però con un grande impegno, un grande sacrificio, perché anche a livello doganale, voglio dire, negli aeroporti non era così semplice trovare un'area free, soprattutto in piena pandemia, cioè nel momento critico, come dire, della prima e della seconda ondata, ecco. Abbiamo attinto anche ai donatori che per fortuna hanno risposto in maniera, diciamo, ottimale alle chiamate, ecco, e i trapianti non si sono fermati, per fortuna, perché insomma i pazienti ci sono sempre, esatto, certo. Ed è una terapia salvavita. Ecco, sappiamo, e lo vediamo anche da questa slide, quello che succede poi al paziente che ha ricevuto il nuovo midollo, quindi c'è tutta una procedura, non è un ritorno alla vita normale in poco tempo. Magari adesso lo approfondiamo questo. Quello che volevo spiegare a casa è che cosa succede invece a chi dona. Una volta che ha donato il midollo, questo donatore che cosa gli succede nella sua vita? Nella sua vita non gli succede niente, anzi penso che insomma, sia assolutamente soddisfatto di quello che è riuscito a fare, cioè a salvare una vita, ecco, perché questo è l'end point. Anzi, dà un senso alla sua vita, perché certo. Ecco, da un punto di vista sanitario non succede niente, ci possono essere degli effetti secondari che possono essere legati al dolore, per esempio nella sede ovviamente di estrazione, può essere anche che ci sia una sciatalgia, una neurosciatalgia, ecco, che però appunto cioè il donatore recupera molto velocemente, come pure ci può essere una lieve anemizzazione. Allora in questo caso ci sono dei protocolli che preparano il donatore alla donazione, facendolo predonare prima del sangue intero e poi appunto sottoponendolo, cioè restituendo il sangue, e questo è una procedura che funziona, in più appunto aiutandolo con dei cicli di terapia marziale e di vitamine, ovviamente, ecco. Altre complicazioni sono legate proprio alla deambulazione, e quindi perché appunto abbiamo magari questa sciatalgia. Allora, abbiamo fatto chiarezza su quelle che sono le tipologie, dottoressa, di donazione. Cerchiamo adesso di capire le applicazioni terapeutiche per le diverse tipologie, cioè quando noi pensiamo al midollo, quando c'è una leucemia in particolar modo, però non è solo così, e il sangue ad esempio, insomma cerchiamo di anche qui fare luce, di spiegare a casa, a chi non è un addetto ai lavori, che cosa succede una volta che è avvenuta la donazione e come viene poi applicata come terapia. Allora, partiamo dal sangue, ok, allora nei suoi emocomponenti
elementi. Allora sicuramente l'ematsia filtrata è quella che viene utilizzata in tutti i reparti, dalle sale operatorie alle medicine, alle ematoncologie, alle oncologie, al pronto soccorso, all'interno del servizio di medicina trasfusionale per appunto terapie di tipo cronico e anche per patologie legate ad alterazioni genetiche. Per esempio i beta-talassemici devono essere per tutta la vita supportati con trasfusioni quindicinali o al massimo ogni 20 giorni perché hanno questa alterazione nel gene dell'emoglobina, per cui hanno bisogno del supporto cronico, ma anche gli anziani hanno bisogno di supporto cronico perché molte sono le persone che si trovano ad avere quello che viene definito midollo un po' stanco, per cui che produce poco e quindi lentamente si anemizzano e hanno bisogno quindi di supporto con appunto l'unità di sangue, ma anche magari con piastrine. Le piastrine possono essere usate anche nei pazienti trapiantati perché ovviamente nelle fasi iniziali, prima che si verifichi l'attecchimento, il ricevente deve essere supportato sia con trasfusione di sangue che appunto con trasfusione di piastrine. Per quanto riguarda i grossi interventi di cardiochirurgia, gli interventi appunto di lezione, anche in questo caso in sala si entra con appunto o comunque si rendono disponibili delle unità di sangue. Ora, diciamo che i protocolli rispetto a tanto tempo fa, 10 anni fa, protocolli risultano essere operatori, sono meno invasivi, cioè c'è la robotica, c'è l'intelligenza artificiale, per cui c'è un intervento a cielo chiuso piuttosto che a cielo aperto, però in alcune situazioni in cui magari si inizia con la robotica, poi purtroppo si deve aprire perché magari appunto è necessario per la patologia che si è venuta a trovare, l'intervento da non invasivo diventa invasivo e quindi lì c'è appunto bisogno anche della quota parte di sangue allogenico. Diciamo che il sangue inteso come sangue donato deve essere visto come, e non autodonato, cioè donato per se stesso, deve essere visto come anche un mini trapianto, perché in realtà quello che noi immettiamo con una donazione di altro, cioè di un donatore, è un tessuto diverso e quindi è un tessuto che implica in primis la compatibilizzazione, quindi il cross match per sapere se è appunto compatibile o meno con le prove crociate e complessivamente la infusione e la trasfusione implica l'immissione di cellule diverse. È ovvio che è un mini trapianto, è ovvio che le cellule del donatore permangono per X tempo perché vanno incontro comunque a un fenomeno di quiescenza e di appunto eliminazione naturale, però è una sorta di mini trapianto, come pure appunto le piastrine è la stessa cosa e anche diciamo il trapianto in sé vero e proprio per patologie importanti quali appunto le patologie leucemiche, linfomatose. Anche in questo caso abbiamo che è un trapianto vero e proprio, invece in questo caso addirittura può essere un trapianto che viene chiamato AB0 incompatibile, per cui anche gruppo indipendente, e allora in questo caso la terapia risulta anche essere diversa, però c'è ampio spazio per l'utilizzo di queste terapie cellulari. In questo specifico e fino ad ora, e fin qui abbiamo parlato, stiamo parlando di manipolazione minima, cioè raccolgo il sangue, raccolgo le cellule staminali, le lavoro il minimo indispensabile e quindi le crioconservo oppure le metto nelle frigoemoteche a disposizione. Quando invece parliamo di una terapia che prevede una manipolazione più estensiva della componente cellulare, allora parliamo di altro e parliamo di medicina rigenerativa.
Quindi, che cosa si intende esatto per medicina rigenerativa, dottoressa? Ecco, la medicina rigenerativa è appunto, intanto si collega a quella che viene definita la cell factory, ovvero una sorta di officina farmaceutica che serve per la produzione di prodotti terapeutici che possono essere appunto utilizzati per la terapia genica oppure per la terapia somatica, insomma sono officine farmacologiche e farmaceutiche che implicano una lavorazione altamente standardizzata. Questo perché? Perché il prodotto finale deve rispondere a dei requisiti previsti da legge e previsti da quelle che vengono definite le GMP, cioè le Good Manufacturing Practices, in modo tale che il prodotto che viene appunto elaborato abbia nel tempo e mantenga nel tempo le stesse caratteristiche. Queste terapie, questi farmaci, queste officine farmacologiche che producono queste terapie avanzate poi sono indispensabili per la terapia che viene vista però all'interno di protocolli ancora clinici sperimentali. Ecco, quindi la differenza fondamentale è che nel primo caso abbiamo una manipolazione minima, nel secondo caso abbiamo una manipolazione estensiva che implica la messa in culture cellulari e quindi l'espansione dell'elemento primario. Ecco. Diciamo che le cell factory in Veneto, in questo momento il CORIS, che è appunto il cosiddetto consorzio della Regione Veneto per appunto le tecnologie innovative, ne ha censite 3 e Treviso è una di queste. Treviso ha una potenzialità, la marca quindi ha una potenzialità elevatissima, perché all'interno della struttura trasfusionale abbiamo la banca del sangue cordonale, la donazione e abbiamo il laboratorio di istocompatibilità per la determinazione dell'HLA. Quindi è la naturale evoluzione, come dire, della medicina trasfusionale, la medicina rigenerativa, è la metamorfosi per garantire appunto una terapia personalizzata, per garantire una terapia innovativa ad hoc per il paziente. I riflessi regolatori, cioè la norma, per dire che è proprio differente. Allora, nel primo caso, cioè donazioni tout court, sono quindi sangue, piastrine, sono regolate dal Ministero della Salute e quindi dal Centro Nazionale Sangue e dal Centro Nazionale Trapianti. Viceversa è accasata in AIFA la medicina rigenerativa e le terapie avanzate cellulari. Ecco. Diciamo che in EMA, quindi l'organismo, appunto l'agenzia europea del farmaco, in EMA esiste un comitato tecnico-scientifico che si chiama CAT, che sta discutendo se anche tutte le manipolazioni minime devono essere ascrivibili ad AIFA. Quindi vedremo il futuro. Non è ancora decreto, ma in questo momento storico è stata emessa una raccomandazione, quindi prima o poi dovremo in qualche modo recepirla. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi chiudiamo questo importante approfondimento sul mondo della donazione insieme alla dottoressa Veronesi. A tra poco. Rieccoci in diretta nello spazio dedicato alla salute. Stiamo parlando della donazione e delle nuove frontiere terapeutiche ad essa collegate insieme alla dottoressa Arianna Veronesi, direttore dell'unità operativa complessa della medicina trasfusionale dell'ospedale Ca' Fongelo di Treviso, che ci ha fatto un quadro molto preciso di quello che sono le donazioni, di quelle che sono anche le applicazioni terapeutiche, anche le nuove frontiere da questo punto di vista. Prima la dottoressa ci accennava
ai patogeni emergenti, uno su tutti West Nile, che ormai abbiamo iniziato a conoscere anche noi perché prima dell'epoca Covid spaventava proprio per i casi che si sono registrati anche da noi. Da questo punto di vista cosa ci può dire, dottoressa? Come ogni anno la Regione Veneto elabora il piano pandemico di sanità pubblica verso le arbovirosi, ecco, e anche quest'anno è stato prodotto. Diciamo che il periodo critico è appunto il periodo estivo-autunnale, quindi siamo proprio nel bel mezzo dell'estate adesso. Ora, il West Nile è si chiama virus del Nilo, non è autoctono, è un virus che appunto adesso è endemico grazie appunto ai copertoni che sono arrivati con le navi verosimilmente da paesi tropicali oppure sahariani, subsahariani. È il virus del Nilo e quindi un'origine c'è, è appunto l'Egitto. Adesso è diventato endemico nelle nostre aree e in particolar modo diciamo che l'Italia viene colorata in tre, visto appunto il lockdown, ormai andiamo col codice sono colore. tutti termini che fanno parte del nostro linguaggio. Esatto. Fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso saremmo rimasti con gli occhi aperti, esatto. Ormai sono termini che abbiamo imparato ad usare anche noi. Una volta c'era l'Italia geografica, esatto, adesso c'è l'Italia divisa a colore, l'Italia codice colore. Ormai sì, siamo abituati a questo. E quindi abbiamo le aree critiche che sono proprio quelle rosse della pianura padana, che va quindi da Piemonte fino ovviamente al Veneto, l'Emilia Romagna, Lazio e Campania, e poi abbiamo invece le aree che sono gialle, appunto di media criticità, e poi quelle bianche, ecco, sono di solito le isole dove c'è molto vento, per cui il clima non è umido ma è appunto più secco. In ogni caso il West Nile viene testato quando? Sulle donazioni di sangue, piastrine, su tutte le unità donate, comprese appunto anche quelle legate alla trapiantologia. Viene testato quando c'è il trigger point, si chiama, ovvero l'attivazione legata ad uno di questi parametri che sono o la presenza nelle pool di zanzare, nelle trappole che vengono disseminate nei vari posti dai veterinari di West Nile, e quindi scatta immediatamente l'attuazizione del test il prima possibile per le strutture trasfusionali, oppure quando abbiamo un donatore che risulta positivo perché è appunto sintomatico e si rivolge per esempio alla struttura sanitaria come utente, oppure quando abbiamo la presenza di un caso di neuropatologia invasiva, e quindi tutti questi casi sono casi che fanno scattare l'attuazione del piano di emergenza, per cui su tutte le donazioni a tappeto sempre fino al 30 novembre, comunque questa non è la data certa perché dipende ovviamente dall'evoluzione di quell'anno specifico, tutte le donazioni saranno testate anche per West Nile. E siccome il West Nile ha una particolare omologia con un altro virus che si chiama Usutu, quando c'è una positività verso il West Nile, in primis dobbiamo capire se è il lineage 1 o il lineage 2 e poi capire anche se c'è eventualmente una coinfettività, una coinfezione anche con Usutu. Questi sono nomi che sono sconosciuti ma che attualmente sono diventati noti, tristemente noti, come il chikungunya, altro episodio legato alla transumanza dei copertoni con appunto le zanzare annesse. È un altro tipo di zanzara che trasporta questo virus e che intorno al 2010 ha determinato nella Riviera Romagnola una debacle delle donazioni. 3 anni fa nel Lazio c'è stato il problema della dengue, è un altro esempio di caso di patogeno emergente
ambiente che ha determinato il blocco e la paralisi completa della regione Lazio, in particolar modo dell'area di Roma e dintorni, per cui la regione Veneto per esempio è riuscita a compensare dando con il meccanismo appunto compensatorio extraregionale alla regione Lazio delle unità di sangue. In questo momento storico anche la regione Toscana ce le sta chiedendo per esempio. Quindi in relazione ai patogeni emergenti e in relazione agli eventi, catastrofi eccetera eccetera, quello che mi preme dire è che comunque la regione Veneto e la regione Italia è in grado di, attraverso meccanismi compensatori extraregionali, di garantire l'autosufficienza del sangue. Io la ringrazio davvero tantissimo, grazie alla dottoressa Arianna Veronesi, direttore della medicina trasfusionale dell'ospedale Caffoncello, ci ha spiegato molto di più di quello che è il mondo della donazione e delle applicazioni terapeutiche. Noi siamo in chiusura, però prima di salutarci vi ricordo questa sera un appuntamento come sempre alle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring. Ospiti questa sera Alessandra Moretti del Partito Democratico, Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia e poi Federico Caner, assessore al turismo della Lega, e poi Alessandro Berton, presidente di Union Mare, e Beppe Carletti, fondatore e anima dei Nomadi. Si parlerà naturalmente di vaccini, di rilancio del turismo, di spiagge movide e poi naturalmente della ripartenza dei concerti. L'informazione di Antenna 3 però torna questa sera puntuale dalle 18:30. Grazie per essere stati con noi, grazie ancora dottoressa per il suo intervento e buona giornata a tutti.